Ogni giorno Riva Italiani e io dico, cara madre, che dovete essere rimasti chiari in Italia. Così scriveva l'8 febbraio 1889 l'emigrante trevigiana Maria Cappellotto da lontano Brasile. Era una delle migliaia di emigranti che la fame, la miseria e le calamità naturali costrinsero a partire in cerca di sopravvivere oltreoceano. Ora ci sono i pronipoti di quei primi emigranti, sono sparsi in tutto il mondo e ogni tanto qualcuno torna alla madre patria rincorrendo il sogno accarezzato dai padri. Ma che cosa trovano? Un mare di difficoltà, ha detto oggi in una conferenza stampa Giuseppe Zanini, presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo, l'unica associazione che ha scelto da anni di lavorare per questo pianeta così eterogeneo e complesso. Nata 13 anni fa, l'associazione ha camminato in fretta, diventando un prezioso punto di riferimento per gli emigranti. 10.000 soci, 60 sezioni all'estero, un giornale con una tiratura di 10.000 copie, un ufficio in piazza Duomo sempre saturo di lavoro. Questa è la scheda dell'associazione che il nuovo presidente cerca di rilanciare offrendole un'impostazione manageriale. Intanto parte dall'informazione. È stato organizzato a tale proposito un convegno a Uderzo per il 27 luglio dove verrà fatto il punto della situazione degli emigrati da un punto di vista socio-economico. Perché questo interesse per l'emigrato? Perché, ha risposto il presidente, noi dobbiamo molto all'immigrazione in quanto ci ha portato dove siamo ora. Ha ricordato che la provincia di Treviso viene considerata tra le più ricche d'Italia e questo soprattutto grazie anche alle commesse che migliaia di emigrati hanno spedito dalle più disparate zone del mondo. Ora è giusto non dimenticare, oggi non esistono più emigranti poveri come un tempo che cercano fortuna all'estero, c'è un fenomeno inverso, un'emigrazione di ritorno che crea problemi enormi. La Regione Veneto ha fatto qualcosa per venire incontro a questi connazionali che tornano, ma è troppo poco. Il resto viene fatto dai volontari dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Aiutateci, ha chiesto il Presidente. È un atto di giustizia, crediamo, più che di bontà. E si parte questa mattina proprio coi trevisani nel mondo. E chi abbiamo ospite questa mattina? Abbiamo Franco Conte, Presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo. Grazie Presidente di essere qui con noi. Sono foto e ricordi che emozionano. E non è facile emozionarsi, come dico sempre tutte le mattine, ma soprattutto fanno capire l'importanza del lavoro. Questo lavoro che mancava, che si cercava nei paesi più disperati, più lontani, però c'era la voglia di lavorare, si sapeva lavorare. Prima parlavo con Franco Conte, una volta eravamo in tanti e con poco si riusciva a fare tutto. Adesso siamo in pochi, con la tecnologia abbiamo tanto e non riusciamo più a fare niente. Cioè, come spiega, Presidente, cosa sta succedendo? Perché i conti non tornano, tanti, poco e si faceva di tutto. Adesso poco con tanti strumenti parlo, e non si riesce più a togliere l'uva, a togliere il radico, a coltivare. Cosa sta succedendo secondo lei, Presidente? Io parto prima di tutto con una considerazione. Il filmato faceva riferimento a quello che è successo un tempo quando tanti trevisani sono partiti e hanno raggiunto tutte le località del mondo proprio perché mancava il lavoro in provincia di Treviso. Adesso viviamo una situazione diversa, credo si possa definire la provincia di Treviso la provincia del cercasi, perché quando noi giriamo per i nostri territori, per i nostri paesi, vediamo molto spesso la scritta cercasi commessi, cercasi cuochi, cercasi camerieri, cercasi anche personale specializzato in certi settori. Abbiamo un settore in modo particolare che sta a cuore a tutti noi, che è quello della sanità, dove c'è una grande sofferenza di lavoratori, mancano i dipendenti, eppure dalla nostra provincia di Treviso si continua a partire. E ci sono tanti giovani che partono giovani laureati, partono giovani che non sono laureati, che hanno comunque delle professionalità. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché se da una parte c'è la disponibilità di posti di lavoro, ma i giovani vanno via, c'è un qualcosa che non funziona. Quando noi cerchiamo di ragionare, di parlare con questi giovani, chiedere quali sono i motivi per cui continuano ad uscire dall'Italia, sono i più disparati. Molti ci dicono parto per fare un'esperienza diversa, in un territorio diverso, per imparare la lingua. È bene questo, perché quando questi giovani rientrano arricchiti delle
informazioni, delle esperienze che hanno vissuto all'estero. Però ce ne sono tanti che si fermano fuori e che vanno per fare gli stessi lavori che avrebbero la possibilità di fare in Italia. Ci sono molti che vanno a fare i cuochi, molti che vanno a fare i camerieri, e noi abbiamo i ristoratori di Jesolo non garantiscono più il pranzo a mezzogiorno nei loro alberghi perché mancano cuochi. Quindi vuol dire che c'è effettivamente qualcosa che non va. Questi giovani ci dicono anche però che hanno livelli retributivi superiori, ed è vero. Gli stessi lavori in altri paesi sono pagati di più rispetto a quanto non lo siano in Italia. Mi permetto di fare una considerazione. All'estero però non ci sono le tutele in campo sanitario, in campo sociale che ci sono in Italia. Tutele che costano allo Stato, perché le pensioni che si maturano, che si acquisiscono, sia pure in forma ridotta rispetto a quanto succedeva in passato, hanno dei costi per il bilancio dello Stato. Quindi è giusto, o la sanità altrettanto ha un costo per lo Stato e per le regioni, quindi è giusto guardare i livelli retributivi che sono superiori, però bisogna pensare anche al futuro. Un terzo elemento che sottolineo: ci sono anche dei costi della vita che in paesi come la Svizzera, come l'Inghilterra, come la Spagna o come l'Australia, dove ci sono tanti giovani che si recano negli ultimi anni, sono superiori a quelli dell'Italia. Quindi credo che ci sia proprio la necessità di far capire ai giovani che anche il nostro territorio offre delle opportunità. Sarà necessario portare dei correttivi per quanto riguarda la tutela sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda i livelli retributivi, per quanto riguarda una serie di problematiche che la nostra società e che il mondo del lavoro sta vivendo. Ecco, però l'appello che mi sento di fare ai giovani: guardiamoci anche intorno a casa. È giusto fare le esperienze all'estero e sono sicuramente molto utili, però cerchiamo di capire che anche il nostro territorio può offrire delle opportunità, ma soprattutto ha bisogno dei giovani. Allora, io saluto Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, vittima sul lavoro, presidente Associazione in memoria di Mattia Battistetti. Grazie Monica di essere qui, perché parlando di lavoro e di tutela del lavoro, a me è venuta la pelle d'oca pensando ai morti che abbiamo avuto anche quest'anno proprio sul lavoro. Questi ragazzi, questi genitori, questi padri di famiglia che escono e non rientrano più a casa. Perché? Perché c'è superficialità, la sicurezza forse viene vista conforme alla sensibilità del titolare. Cosa vuol dire mettere in sicurezza le attrezzature? Bisogna investire. E questo molte volte non avviene, perché poi quando ci sono le verifiche trovi sempre che c'era qualcosa che non andava e che non è stato fatto. Allora Monica, sentendo le parole del Presidente Conte che dice abbiamo una tutela, abbiamo questo lavoro che veramente deve essere sicuramente sicuro, ma mi sembra che tra il dire e il fare ci sia di mezzo il mare, visto il numero che abbiamo di morti sul lavoro. Bisogna anche parlarne di queste cose qua. Prego Monica. Certo. Infatti Mirella, mi sono venuti i brividi quando il tuo ospite diceva una maggiore tutela della sicurezza. Io capisco anche tanti giovani, e purtroppo in questi ultimi 3 anni, da quando Mattia è mancato, mi sono documentata anche con quello che fanno negli stati esteri. Il lavoro di là, dall'altra parte dell'Italia, è considerato una cosa importante, e soprattutto è considerata importante la sicurezza. Le persone lavorano in sicurezza, quello che in Italia qui non avviene. Giustamente dicevi tu prima, dipende dal datore di lavoro. Sì, è vero, il datore di lavoro deve investire, deve spendere dei soldi per mettere in sicurezza i macchinari, per dare un lavoro dignitoso a queste persone. Purtroppo l'Italia pecca molto in questo, e nonostante noi anche come associazione abbiamo cercato di sensibilizzare, abbiamo cercato
ci siamo scontrati con delle realtà veramente anche istituzionali che non ci hanno dato una mano, anzi stanno dalla parte dei padroni, cercano di fare le verifiche così la va là che va bene e risparmiamo Dio denaro in primis. La vita degli operai, la vita delle persone che si guadagnano un pezzo di pane in modo dignitoso conta poco qui da noi, purtroppo. Abbiamo il nostro Rinaldo, se no cade la linea. Vai Rinaldo, così liberiamo anche Rinaldo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e ai tuoi ospiti. Saluto a mamma di Mattia e vedo volentieri, con piacere che sia di mia. E dopo, cosa volevo dire? Lavoro, Mirella. Chi che andai all'estero, nell'800-850, amico amici che andai in Australia, 60 anni fa. Mi ha fatto fortuna, che torno in giro adesso, in business, qui in Venezia qua. Nel senso che ha la possibilità, prima da stuccare come in Sardegna a fare 2000 chilometri. Adesso le cambiare i tempi, i giovani va via, perché qua in Italia noi guadagna, o se noi guadagni da fare tutti i lavori brutti che gli altri devono fare, perché non noi siamo impiegati, che Murelli, che lavora sulle fabbriche, i lavori duri, i lavori che non sei a stare in ufficio e con dentro ti batte a macchina e computer. Io da staccarci la vita, io da tante robe da fare pesanti e che metà basta, bisogna che dare la possibilità perché mi vada via di formarsi una famiglia qua in Italia, un stipendio adeguato e qualcosa che fa case per la povera gente come Lina Casa, il Jessica, che adesso, che quanti anni è che mi sta case per la povera gente? Un figlio da 20 anni che si innamora da maridarsi o è amorosa che resta incinta, va bene? Dove va con 800-900 al mese di affitto e 1.200 di stipendio? È una vergogna. Andiamo in cerca di trovare il sistema perché sia un problema. Io so come fa, degli soldi che possa vivere. Grazie Rinaldo, molto chiaro, vado avanti, hai detto tante cose, ormai da quando è iniziato questa trasmissione Sveglia Veneti, ecco, parliamo di queste cose perché purtroppo Presidente Conte le cose non vanno bene. Ecco, io delle volte rifletto vedendo questi operai, questi pensionati, invece di andare avanti sembra siamo tornati indietro a quegli anni là, dove questi contratti da 5-7 euro, tutto legale, è difficile anche capire se è legale o no, diceva ieri la Presidente della CGIL, però questi sono i contratti che girano. Ecco, io ho avuto una ragazza, Paola, un aiuto cuoca, che ha spiegato bene, a 50 anni non riesci più a trovare, non ti vogliono. E lei avrebbe voglia di lavorare, allora cioè cos'è l'offerta e la domanda? È questo che non riesco a capire. Vogliono giovani, ma i giovani non sono più i giovani di una volta, sono giovani che hanno studiato, sono giovani che capiscono l'importanza anche di fare dei percorsi alternativi e anche ben remunerati, poi magari qualcuno ritorna, ma se si trovano bene rimangono là, anche perché qua le cose in Italia, i governi cambiano, ma è come il giro dell'oca, rimaniamo sempre là, non è che cambiando i governi siamo riusciti a cambiare le cose, ognuno ha ragione, passa il cerino, però noi che dobbiamo sopravvivere ormai con gli stipendi che ci sono e le pensioni non ce la fanno più. Che riflessione fa lei che conosce la storia dei trevisani nel mondo, questo ex ricco nord-est che veramente siamo gli ultimi, cioè non ce la fanno qui. Io i banchi alimentari dico sempre, con 2 stipendi, come diceva Rinaldo, non riescono più a vivere le famiglie, vengono a fare la spesa, perché quando inizi a pagare 600-700 euro di affitto, di mutuo, bollette, vivi, cioè come fanno? Come fanno? Figli che crescono. Ecco, secondo lei, Presidente, lei è stato anche in politica, cos'è che la politica non capisce, non ascolta? Perché noi sentiamo grandi opere, ma servono proprio adesso, in questo momento, le grandi opere o servirebbe qualcos'altro?
Ma le grandi opere servono per risolvere alcuni problemi e invece c'è necessità anche di fare degli investimenti su quelle che sono le spese correnti, quelle quotidiane, quelle dell'anno per anno. Sono due settori diversi nell'ambito pubblico come spese. A quali dare la priorità? Io credo che sia necessario prima di tutto garantirsi il presente. Quindi vivere quella che è la situazione attuale. Noi stiamo vivendo anche in provincia di Treviso, lei ha definito prima l'ex mitico nord-est, Aurico nord-est, stiamo vivendo anche in provincia di Treviso questa situazione. Quello che si definiva il ceto medio, cioè le persone che non vivevano in condizioni di agiatezza, ma che comunque vivevano bene, si sta riducendo sempre di più e sta sparendo. E si stanno creando due fasce, la fascia alta delle persone che guadagnano tanto e stanno bene e la fascia bassa delle persone invece che fanno fatica a vivere giorno per giorno. Purtroppo quella che sta aumentando in maniera drammatica come numero è proprio la fascia bassa. È questo il problema che deve essere affrontato e bisogna prima di tutto rendersene conto. Per cui quando la persona che ha telefonato prima diceva uno che guadagna 1.200 euro al mese come fa a pagare 700-800 euro di affitto? È vero, ha ragione. È il problema questo. Per cui i livelli retributivi è necessario che vengano rivisti. Noi abbiamo un contratto nazionale per le varie categorie che consente però delle flessibilità. Ecco, all'interno di queste flessibilità oppure di queste possibilità che si possono dare agli imprenditori di dare delle soddisfazioni maggiori, ecco, io credo che ci siano dei margini di lavoro. Si apre un'altra questione che sollevano i nostri imprenditori, che è quella relativa alle tasse che si pagano sul lavoro, ai costi che hanno le imprese per regolarizzare i loro dipendenti o anche per formarli, visto che prima si parlava di sicurezza, anche per formarli nell'ambito della sicurezza. Quindi c'è una serie di problemi che devono essere affrontati. Allora, quando ci sono tanti problemi da affrontare, bisogna avere ben chiaro un obiettivo, dove vogliamo arrivare. E quali hanno la precedenza. Giorgio da San Stino, poi continuiamo, Presidente Conte. Buongiorno, ciao Giorgio, ben arrivato. Ai suoi ospiti. Buongiorno, allora ricollegandomi ai discorsi dei suoi due ospiti, allora per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, come parlava poco fa la signora, e di cui sono solidale purtroppo, il punto è che la coperta è sempre corta, è un cane che si morde la coda. Mi riallaccio a quello che ha detto poco fa il signore, il livello di tassazione che subiscono gli imprenditori. Purtroppo questo è uno dei paesi più tartassati. Il problema, diciamo, il pesce puzza la testa, è un problema di geopolitica, è un problema che questo è un paese da corto respiro, lo vediamo anche dall'ultima finanziaria che hanno fatto, vogliono fare le nozze con i fichi praticamente, e quindi è un paese che purtroppo non si fanno riforme, e tu lo sai Mirella che il discorso cade sempre lì sulle nostre battaglie storiche, e questo è un paese che non si dà delle prospettive perché è incastrato da logiche, diciamo, padronali, di capi bastone, di posizioni storiche consolidate che sono ormai anacronistiche quanto inique. È un paese purtroppo che è atrofizzato e attorcigliato su se stesso e non riesce a darsi uno sguardo nel futuro. Purtroppo questo si ripercuote sulla sicurezza nel posto di lavoro e si ripercuote anche nelle retribuzioni, come diceva il signore. Il problema è anche culturale. Qual è l'idea, l'immagine che diamo ai giovani dall'esterno? Perché i giovani sono totalmente avulsi dal fatto politico, secondo me, perché io sono conducente, li vedo anche completamente straniati da quello che è, diciamo, il fatto culturale, quello che è la storia della nostra terra, cioè bisogna fare in modo di rendere loro appetibili quella che è la nostra storia, quella che è le nostre eccellenze, quelli che sono i nostri punti di forza. Per esempio, le faccio un esempio, io all'età di giovani di oggi, io ho 50 anni, ma anche se prendevo poco, non mi passava neanche per l'anticamera la testa di andare fuori. Per carità, adesso i tempi sono cambiati, sono caduti tanti muri, Masters, Erasmus, Internet, cioè adesso i giovani si sono aperti. Ma io penso che i giovani siano sradicati, i giovani non hanno radicamento sul territorio, non hanno identità, cioè
Ci sono anche delle politiche sovranazionali, adesso non voglio entrare nei complottismi, che spingono perché i giovani siano sradicati, siano degli eterni erranti per il mondo, come le merci. E qui chiudo. Cioè, l'Italia deve fare le riforme che ha in seno e che deve fare da sé. Dopo si sa che il contesto di geopolitica internazionale noi sottostiamo gli americani, poi tra gli americani con cui i russi, i cinesi, gli indiani fanno la lotta tra gli elefanti e ci rimette l'erba che è calpestata sotto. Però noi siamo chiamati a fare quelle riforme per dare al paese e ai giovani che sono qui una boccata di ossigeno e anche per la sicurezza avere quelle risorse che permettono di mettere in sicurezza tutte le opere. Grazie, è un cane che si muove la coda. Grazie Giorgio, molto chiara la tua telefonata. Monica Michelin, tu sei anche un insegnante, la storia va insegnata, la storia si insegna, è vero, fin da piccoli, però dopo bisogna anche saper gestire questo ragazzo che cresce, questo ragazzo che è piccolo, non può difendersi e se la famiglia non ha i soldi diventa un problema andare all'asilo, diventa un problema avere una babysitter, diventa un problema fare la spesa. E guardate che questi bambini, anche se sono piccoli, io li vedo quando vengono al banco alimentare, sono tristi perché vedono situazioni familiari all'interno delle case che non vanno bene per loro. E guardate che non è così semplice questa storia, che poi crescono con un malessere. E guardate che se insinua il malessere nel bambino, guardate che sono problemi per tutti noi, per la società dopo. Perché questo malessere poi, se non si cura, può esplodere in rabbia, in suicidi, in depressione. Guardate che le comunità sono strapiene di ragazzi con problemi, anche piccoli ragazzini, parlo di 10-12 anni. Monica, cosa vuoi dire in merito a quello che ha detto Giorgio e anche il Presidente Conte? Prego. Sì, sono pienamente d'accordo. Vivendo nel mondo della scuola, io vedo già i bambini di 6 anni che si guardano l'astuccio più bello, l'astuccio firmato. Io vivo in una realtà abbastanza signorile qual è Montebelluna, perché insomma bene o male, però anche da noi ci sono dei bambini le cui famiglie non possono permettersi il massimo e non possono dare il massimo ai loro figli, ma perché? Non per cattiveria, perché a fine mese non arrivano, come dicevano prima, con l'affitto o con le spese. Ecco. Volevo invece riagganciarmi un attimo al discorso delle aziende. È vero, le aziende sono super tassate per gli operai. Io parlo per il fatto mio, per il fatto di Mattia, dove abbiamo 6 imputati per omicidio colposo. Quelle aziende che prendono appalti pubblici per centinaia e centinaia di milioni non hanno avuto la correttezza e la sensibilità e la competenza di cambiare un bullone da 50 centesimi. Quindi è vero, sì, dobbiamo formare, devono pagare i corsi di formazione, che anche là sarebbe da aprire un capitolo a parte, i contratti, come fanno i contratti, rispettando l'operaio o come conviene a loro? Torno a ripetere, io sto dalla parte degli operai, i grandi imprenditori devono tirar fuori i soldini, è facile, come dicevo prima, prendere questi appalti pubblici, perché anche i nostri, che sono pur indagati per omicidio colposo, stanno prendendo appalti pubblici e vi assicuro, questo fa male. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, saluto il signor Conte e saluto la signora Michelin. Allora, apro una parentesi Mirella, se mi consenti, per quanto riguarda il discorso sugli omicidi stradali. Allora, io sto vedendo anch'io tante cose che non ho mai visto prima. Io corro quasi tutti i giorni avanti a destra per andare sugli uffici col furgone. Io vedo dei sorpassi che non ho mai visto nella mia vita, Mirella. Vedo gente che sorpassa senza mettere la freccia a destra, addirittura a destra e anche a sinistra. Alle volte mi trovo anch'io in confusione perché la gente, vuoi per la frenesia del lavoro eccetera, però qui la gente rischia di ammazzare gli altri
correndo in questa maniera sprovveduta. Va bene. Allora, parliamo del lavoro. Veloce, per cortesia. Sì, Mirella. Allora, signor Conte, io voglio dire una cosa. I sindacati dove sono? Una volta aiutavano, erano dalla parte dei lavoratori e adesso che fine hanno fatto? Cioè, non lo so io. Questa è la domanda che io mi chiedo, perché non è possibile che i pensionati vengano praticamente lasciati da soli, ok? Sempre peggio qua. I lavoratori ancora, cioè invece di portare a casa uno stipendio giusto, ce lo troviamo sempre dimezzato, ok? Io ripeto, Mirella, tu lo sai, sono stato tanti anni disoccupato, ne ho 56 di anni adesso e sono 4 anni che mi trovo a lavorare in una ditta di pulizie e ringrazio il cielo che sia arrivata nel 2021 sta bella opportunità. Comunque, voglio dire, mai abbattersi, però la domanda che io voglio fare al signor Conte è: che fine hanno fatto i sindacati? Mirella, buona giornata, saluto tutto lo studio e tutti quanti voi. Grazie Maurizio. Allora, prima di rispondere con Franco Conte a Maurizio, andiamo a vedere Trevisani nel mondo, visto che parliamo di lavoro e di sindacati. Primo. Sono parole di una delle più popolari canzoni sull'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo. Storie di speranza, ma anche di delusioni, di truffe e di riscatto sociale, ma soprattutto di fatica e coraggio. Perché ci vuole tanto coraggio lasciare la propria terra, i propri cari e le proprie radici per un futuro probabile verso l'ignoto. Perché è questa la storia raccontata dai tanti labari che anche quest'anno hanno fatto da cornice al 31esimo raduno dei trevisani nel mondo in Pian del Cansiglio. Prima con la sfilata dei labari delle sezioni, poi con i gonfaloni dei comuni e infine con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto. Quindi vuol dire che l'emigrazione ha assunto un significato anche più ampio. E siamo tutti emigrati in questo senso qui. Più ampio perché notevole è l'interesse di figli e nipoti dei nostri emigranti per le loro radici, come per il Brasile. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle crescite esponenziali, del 4-5% ogni anno di crescita, anche perché, diciamoci la verità, molti veneti quando sono nati lì poi hanno fatto anche fortuna, quindi molti di loro sono persone che stanno anche bene economicamente e quindi è anche un turismo, se vogliamo, di livello molto importante. Turismo delle radici, ma anche richiesta di tornare a vivere dove sono partiti i propri bisnonni. Oggi per molti comuni un problema, ma per il Veneto sarà sempre più una risorsa. La storia dell'immigrazione è straordinaria anche perché si sviluppa tra passato, presente e futuro, ovviamente con caratteristiche diverse, però noi abbiamo una fortuna, abbiamo un tesoro di esperienza che è quella del passato che ci serve oggi per lavorare nel presente e soprattutto per programmare il futuro, dando la possibilità a coloro che vogliono tornare nei nostri paesi di metterli nella condizione di tornare. Un rientro programmato, ma soprattutto seguito e formato per un inserimento utile nel nostro tessuto economico e sociale, soprattutto dei piccoli centri, dove più forte si è subita l'emigrazione. Una gestione a guida regionale, ma con un coinvolgimento delle associazioni. A ottobre si riunirà a Venezia la consulta dei Veneti del mondo per rapportarsi con la regione, per definire i nuovi progetti, le nuove azioni, per trovare quelle strategie che siano capaci di rafforzare sempre più questo legame. Giovani trevigiani e veneti che vogliono rientrare, giovani che si mettono in gioco all'estero, un po' come i loro avi, anche se oggi il tema non è più la povertà, ma l'opportunità. Fenomeni che sono e saranno sempre più il futuro anche dei trevisani nel mondo. Io ricordavo che sono nate proprio delle sezioni nuove in Brasile, fatte soprattutto da giovani. Ecco, ci sono dei giovani che rientrano e che riescono a integrarsi molto bene. Figli di emigranti nati all'estero, sono rientrati, si sono inseriti in maniera molto positiva, molto bella nelle loro comunità, tanto da arrivare a avere anche ruoli di amministratori pubblici. Ecco, questa è la provincia di Treviso, questi sono i nostri giovani ed è il futuro anche della nostra associazione. Io invece di America dico Sandonà perché abbiamo Anna in linea. Ciao Anna.
Buongiorno dottoressa, sì. Senta, io non so se lei mi può aiutare, io ho uno sfratto e giovedì dovrei, come si dice, mi hanno dato che devo andare in tribunale, però io non so come comportarmi, dottoressa. Anna, hai fatto bene a chiamare, solito discorso, chi devo chiamare, dove devo andare, quanti anni hai Anna? 77. Perfetto, meglio di così. Allora Anna, poi ci risentiamo, stai tranquilla, volevo dire anche alla signora di Bovolone che ha chiamato disperata la scorsa settimana, che era a casa dimessa dall'ospedale da sola, non sapeva a chi rivolgersi, che ho chiamato gli amministratori di dovere e vorrei sapere se si sono fatti sentire, perché io il mio dovere l'ho fatto, perciò vorrei capire anche se dopo le assicurazioni che mi danno, che controllano il tutto, questo avviene e siete voi che dovete dirmelo, anche se non volete chiamare in trasmissione, poi sapete che potete farlo lo stesso. Grazie Anna, poi vediamo il tuo caso, penso sia un caso che sarà conosciuto di sicuro ai servizi sociali, controlleremo e vedremo di dare una mano a Anna, almeno per capire a chi rivolgersi. Ecco, vede Presidente Conte, quello che rammarica è che è facile lamentarsi con la pancia piena, molto facile. Il problema è quando ci si lamenta con la pancia vuota e non hai nessuno, perché è vero che si tassa, però si tassano anche delle aziende che, a mio avviso, di soldi ne hanno. Aziende che dovrebbero, come dico sempre, investire di più nella famiglia. Io ho portato sempre di esempio e porto sempre di esempio i nostri capitani d'industria con la quinta elementare, che sono diventati anche grandi nel mondo, che quando facevano la fabbrica la prima cosa costruivano le case per gli operai vicino alla fabbrica. E ne abbiamo avuto dappertutto. Allora vuol dire che non è che non si possa proprio fare niente per aiutare. Il problema è che bisogna sempre prendere molto e dare poco. E lei è sempre la scusa della tassazione. Poi vediamo chi paga le tasse in Italia, i redditi ci sono, basta guardarli, non è che dobbiamo andare tanto lontano. Allora io sarei anche stanca di sempre sentire lamentarsi quelli che stanno bene con la pancia piena e non dare ascolto a quelli invece che avrebbero diritto di avere un supporto alla famiglia, parlo perché qui parliamo di famiglie, perché non è possibile continuare in questa situazione con la vita che cresce sempre di più, una povertà aumenta e dare sempre la colpa alla tassazione. Ma chi paga le tasse in Italia? Prego Presidente Conte. Chi paga le tasse? Basta guardare le statistiche che escono ogni anno, dove si vede che una buona parte delle entrate, per quanto riguarda l'IRPEF, che è la tassazione che colpisce le persone, è data dai lavoratori dipendenti. È vero che sono tanti i lavoratori dipendenti e sono meno gli imprenditori, i lavoratori autonomi. Però ci sono anche delle aziende che hanno delle attività che comportano redditi di vari milioni di euro. Io credo che dai redditi ufficiali si possano fare delle considerazioni, soprattutto quando si vedono alcune categorie che come reddito medio denunciano livelli molto più bassi dei loro dipendenti. Credo che questo sia un problema che deve essere affrontato, perché sono convinto che nessun imprenditore continui le sue attività in perdita. Credo che nessun imprenditore sia contento di guadagnare meno del suo dipendente. Lo può fare magari un anno perché la situazione porta a farlo e ci sono tanti che lo fanno. In situazioni estreme si può anche tollerare, ma non può essere la situazione ricorrente. Quindi quando io vedo che ci sono alcune categorie che hanno un reddito pro capite molto basso, qualche dubbio mi sorge. Quando io vado al bar a prendere un caffè e lo pago una certa cifra, quello che è il valore attuale, quanto costa realmente? E allora se tu fai questa riflessione con il barista ti dice: ma tu sai quanto pago io di tasse? Perché questa è la risposta ricorrente.
Io non lo so quanto paghi lui direttamente di tasse, so che sono tante le tasse che vengono pagate, però anche qualche volta bisogna cercare un equilibrio tra quelli che sono i diritti dei lavoratori e quello che è la giusta remunerazione del lavoro che deve avere anche l'imprenditore. Ma se ci deve essere una giusta remunerazione per l'imprenditore, altrettanto deve essere per il lavoratore dipendente. Qualche volta il lavoratore dipendente ha una remunerazione che non è adeguata alle sue prestazioni professionali o di lavoro. Ci sono delle attività che sono nettamente sottopagate. Dopo, e questo si ricollega anche alla sicurezza del lavoro, guardate che noi siamo uno dei paesi e la nostra una delle province dove c'è ancora tanto lavoro non regolare. Ne abbiamo parlato in settimana. Il lavoro non regolare non dà garanzie per quanto riguarda la sicurezza ai suoi lavoratori. E ce n'è dappertutto, senza distinzione sì, in tutti i settori. Causa. Allora abbiamo la nostra Adriana da Crocetta, poi andiamo in pubblicità e poi torniamo con Monica Michelin. Vai Adriana! Buongiorno a tutti, vorrei chiedere al Presidente della sezione di Treviso dei Trevisani nel mondo, che futuro vede per le sezioni dei paesi, perché non c'è il cambio, sono tutti vecchi ormai, cioè meno giovani, come dici te Mirella, sono tutti, i giovani non vogliono prendersi nessuna responsabilità. Poi sarebbe anche una bella cosa, voglio dire, perché mio marito è da tanto tempo e fanno quelle riunioni quando vanno in consiglio, tutte quelle cose là, è un modo di aggregarsi anche. Mio marito è dispiaciuto perché dice non vedo giovani che si interessano di queste cose. Brava Adriana, è vero, non ci sono i giovani, è vero. È vero cara Adriana quello che dici purtroppo, ma anche quelli che ci sono non vengono coinvolti. Io parlavo prima col Presidente Conte, ecco cosa servono i carceri minorili? Cioè vogliamo far lavorare sti ragazzi, è un delitto lavorare, io non riesco a capire, li paghiamo pure questi ragazzi, queste comunità, eppure non si fa. Abbiamo questi immigrati e questi ragazzi che sono arrivati e non li facciamo lavorare perché manca il permesso di soggiorno, manca sempre qualcosa per la burocrazia, ma abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di manodopera. E questi ragazzi sanno lavorare, non useranno i nostri strumenti, per carità, come dico sempre, perché non li conoscono, ma loro basta prendere la terra in mano, usarla e sapere che terra è, perché sono nati così. Allora non si fa. Perché? Perché c'è sempre un business sotto. Pubblicità. Allora io direi adesso, visto che abbiamo Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, vittima sul lavoro, di vedere cosa sta facendo Monica. Vediamo la locandina, perché Monica il 13, 14 e 15 continua la sua battaglia con questa mostra fotografica. Prego Monica, vuoi spiegarlo? Sì, allora noi il 13, come hai anticipato tu Mirella, il 13, 14 e 15 settembre saremo a Villa Wasserman con una mostra fotografica organizzata dall'Associazione in Memoria di Mattia, dove ci saranno delle immagini di Mattia, ma non solo di Mattia, perché noi come associazione stiamo portando avanti questo dramma, questa drammatica realtà delle morti sul lavoro per tutti i morti sul lavoro, per tutte quelle famiglie che stanno vivendo il nostro stesso dramma. Ecco. Quindi estendo l'invito a chi è di passaggio di passare a vedere questa mostra. E poi Mirella, non so se è il caso, io volevo intanto ringraziarti come sempre per l'invito di oggi, ma soprattutto perché tu ci hai dato la possibilità alla nostra associazione, appunto in memoria di Mattia, ma a tante associazioni, perché siamo circa 30 associazioni, ci siamo unite e grazie a te Mirella stiamo portando avanti delle iniziative molto valide sul territorio,
ma soprattutto delle iniziative che ci fanno sentire uniti, ci fanno fare squadra tra di noi, e quindi ti ringrazio. Ecco. Vedi Monica, non devi ringraziarmi, il problema è che avendo la fortuna di avere capito l'importanza di coinvolgere quelle associazioni che, Presidente, non vengono invitate a nessun tavolo, sono inesistenti perché non fanno parte dei cerchi magici della politica. Danno fastidio, Mirella? Oppure sono associazioni che fanno praticamente qualcosa di importante e questo toglie visibilità ai vari assessori che invece di unire le forze, siccome l'hanno fatto loro, non l'ho fatto io, copiano, fanno la stessa cosa, però la fanno loro senza invitare l'idea invece l'associazione che ha avuto questo. Ma noi andiamo avanti, Monica, non è un problema per noi avere, anche perché il politico passa, non si sa neanche se rimane. Noi invece ci siamo e lo andremo avanti una volta con uno, una volta con un altro, ma noi ci siamo, mentre il politico non sappiamo se ci sarà, perché per essere eletto ha bisogno anche dei voti, Presidente, e i voti sono importanti, perciò lasciamo che facciano, poi decideremo tutti assieme, visto che abbiamo una grande famiglia, cosa fare. Però l'importanza che diceva Monica di unirsi, di fare squadra, ecco, i trevisani nel mondo sono riusciti a fare squadra anche all'estero, lontano, hanno fatto dei paesi con i nomi veneti, hanno copiato i nomi, hanno portato il nostro lavoro, le nostre attrezzature e molti sono riusciti e sono diventati numero uno, i famosi capitani di industria che dicevo io, non solo in Italia ma anche all'estero. Perché? Perché abbiamo, Presidente, la genialità, abbiamo la creatività, da una penna riuscimmo a tirar fuori non so cosa, perché è questo che abbiamo nel DNA. Eppure l'artigiano è stato massacrato, ne abbiamo persi tantissimi. Perché? Perché era un ladro, un truffatore, un evasore, cioè una roba grave. Qui si lavorava 20 ore al giorno perché si è fatto una casetta, ieri i più grandi evasori, varie multinazionali. Cosa che, no, veramente bisogna dirle queste robe, però è così in Italia, nessuno che ha protetto, anzi hanno investito perché davano soldi purché andassero all'estero le piccole attività, si ricorda Presidente? Piccole industrie, andare in Romania, andare all'estero, ma io non so, ma cosa è successo? Lei faceva parte della democrazia cristiana? Anticamente mi tocca dire ormai sì. Cioè, c'era una guida una volta che bene o male, cioè mangiavano loro ma mangiavamo anche noi altri, adesso non ne ha neanche più gli ossi. Prego Presidente. Beh, prima di tutto un complimento a Monica, perché quando aveva detto prima siamo in circa 30 associazioni mi ero preoccupato, però dopo ha detto la cosa importante, ha detto ci siamo uniti e hanno lo stesso obiettivo. Credo che sia questa la vera forza. Citando proprio i trevisani nel mondo, qual è stata la forza in giro per il mondo dei nostri trevisani, ma lo stesso si può dire dei bellunesi, dei trentini, dei friulani di altre province? Il fatto di fare squadra tra di loro. A cosa servivano le feste che organizzavano? Perché si trovavano per fare festa, ed è giusto che sia così, perché dopo il lavoro ci vuole anche qualche attimo di pausa. Durante la festa loro parlavano delle loro situazioni, dei loro problemi, si scambiavano le esperienze, li affrontavano insieme. Ecco, credo che sia questa la forza di un'associazione, perché solo in questa maniera si riesce a coinvolgere anche altri. Un'altra riflessione che mi ricollega alla telefonata di prima. I giovani partecipano sempre meno alla forza, alle forme associative. È vero. Ci sono sempre meno giovani che sono all'interno delle associazioni, se non in alcuni tipi. Per esempio, l'Avis questo problema non lo vive perché riesce ad avere tante forze giovani, dove c'è lo spirito di solidarietà, dove ci sono tante situazioni che portano a fare il donatore. Però il donatore è una persona che dà qualcosa di importantissimo perché è qualcosa di sé stesso, lo dà una volta ogni 3 mesi, 3 volte all'anno, in momenti episodici. Non è una forma di associazione come lavorare all'interno di un'associazione di volontariato dove ti confronti giorno per giorno con i problemi, con la realtà, con le necessità, dove puoi conoscere, dove puoi ampliare le esperienze. Ed è un male quindi che tra i giovani non ci siano queste forme associative. Come trevisani noi stiamo lavorando ultimamente molto con i giovani all'estero.
stranamente le ultime sezioni nostre che sono nate in giro per il mondo, soprattutto in Sud America, sono tutte sezioni fatte da giovani. Sarebbe troppo lungo entrare nel merito del motivo per cui si costituiscono. Tra gli obiettivi che loro hanno è anche quella di stimolare noi, che siamo i loro riferimenti, a organizzare corsi di italiano, a organizzare incontri su come si vive in Italia e sulle nostre tradizioni, perché loro le vogliono conservare, proprio perché per loro sono un motivo di conservare la loro identità. E avere una identità forte vuol dire essere forti all'interno delle proprie comunità. Quindi la Trevisani nel mondo attualmente sta percorrendo questa strada di aiutare i giovani. In provincia di Treviso, e questo lo dico con soddisfazione, stiamo riscontrando delle adesioni tra le famiglie, tra i genitori che hanno figli che si sono recati all'estero negli ultimi anni. Perché lo fanno? Perché anche loro si rendono conto che aderire qua in provincia di Treviso vuol dire aiutare i loro figli che sono sparsi per il mondo ad aderire alle realtà che trovano in quei luoghi, proprio con quello spirito associativo che è quello che ti dà forza. Quando la Trevisani nel mondo negli anni 70 è nata, ha portato avanti tantissime rivendicazioni sindacali, ha fatto rispettare tantissimi diritti dei lavoratori che erano all'estero. Questo era il valore, questo era lo scopo dell'associazione. I diritti dei lavoratori. I diritti dei Quello lavoratori. Che si parlava prima. Dov'è il sindacato? Sì, ma se il sindacato, come avete sentito, non viene ascoltato, non riesce a portare avanti quelle che sono le tematiche perché si va da un'altra parte, è logico che il sindacato non ci fosse. Ma pensate un po' se non ci fossero i sindacati cosa succederebbe? Perché bisogna pensare anche questo, visto come stanno andando le cose, visto che ci sono questi contratti a 3, 4, 5, 7 euro lordi, cioè capite bene che bisogna anche conoscere dov'è il sindacato, cosa fa il sindacato? Il sindacato deve fare squadra, l'ho detto ieri, è l'UGL, ecco perché finché avremo i sindacati divisi, perché politicamente appartengono a vari schieramenti diversi e il sindacato non sarà mai unito e non si riuscirà a portare avanti i temi dell'Italia, perché poi i problemi li hanno tutti uguali, i sindacati non è che abbiano iscritti, che abbiano temi diversi. Il problema è che bisogna fare squadra e fare squadra in Italia, anche qua nel profondo nord, guardate che è difficilissimo, che tu riesci a fare, poi c'è sempre qualcuno che cerca di demolire, però bisogna resistere. Allora noi resisteremo anche domenica 15 settembre, vediamo la locandina, perché ve la faccio vedere, perché ci saranno anche i trevisani nel mondo all'ippodromo di Sant'Artremio, questa terza edizione di Sport Senza Barriere in occasione del Gran Premio Città di Treviso Memorial Franco Fraccari, e ci sarà anche il primo gazebo con i trevisani nel mondo. Prego Presidente, cosa porterete? Porteremo l'esperienza di alcuni nostri ex emigranti, porteremo delle informazioni su quella che è la nostra attività, approfittiamo e ringraziamo dell'invito che ci è stato rivolto, approfittiamo di questa opportunità proprio per far conoscere qual è il nostro ruolo e quali sono le nostre attività. Il nostro ruolo è quello di non farci dimenticare quello che siamo stati, perché in una società più povera, che era quella della provincia di Treviso quando tanti di noi partivano, c'era molta più solidarietà, c'era molta più unità di quanto non ci sia al tempo attuale. Quella solidarietà che ci porta ad affrontare, ripeto quello che ho detto un attimo fa, ma è un concetto su cui io credo molto, affrontare in maniera più forte i nostri problemi. Allora, i lavoratori hanno dei rappresentanti che sono i loro sindacati. Posso fare un rilievo critico? Secondo me ce ne sono troppi. Perché quando ci sono troppi, io vengo dal mondo della scuola dove c'era una frammentazione sindacale che era qualcosa di incredibile. La frammentazione non ti dà forza, perché crea competizione tra le varie sigle sindacali. È nata la confederazione di sindacati, si sono messi assieme, però qualche volta, troppo spesso, vedo che scricchiola. Nel momento in cui viene meno questa unitarietà di intenti, i lavoratori sono meno tutelati, perché alla fine le conseguenze le pagano loro, i lavoratori.
non i sindacati naturalmente. Un altro rilievo che spero non venga preso come rilievo critico, ma è una constatazione: c'è spesso troppa sovrapposizione di ruoli tra politica e sindacato, troppa commistione tra politica e sindacato. Sono ambiti diversi, sono rappresentanze diverse. Il politico rappresenta il popolo, i cittadini, il sindacato rappresenta e difende e tutela i lavoratori. Anche i lavoratori sono cittadini, però sono diversi i ruoli della politica e i ruoli del mondo sindacale. Quindi credo che in una società complessa come è la nostra dobbiamo cercare di superare le divisioni e di mantenere distinti i ruoli. Perché quando c'è confusione tra ruoli i problemi non si risolvono, i problemi si aggravano. Allora vediamo ancora la locandina in memoria di Mattia Battistetti. Ecco, chi vuole partecipare, ecco, sa che fa una cosa buona e giusta per supportare questa famiglia, specialmente questa mamma, questo papà, questi nonni, questa sorella, che veramente non si danno pace finché non arriverà giustizia. Monica non chiede giustizia economica, Monica chiede giustizia, che è un'altra storia, la giustizia di dare voce a questo ragazzo che non c'è più, non per colpa sua di sicuro, ma soprattutto di far capire che non si può uscire di casa e morire durante il lavoro perché manca qualcosa, non è stato fatto. Adesso vedremo come andrà a finire il processo. Come ci saluti, Monica? Niente, Mirella, io volevo dire sì, non è mai una fatalità, le morti sul lavoro non sono casualità, non sono fatalità, io dico sono omicidi e come questo devono venire trattati. Noi siamo arrivati, abbiamo già fatto l'8ª udienza, il 13 gennaio ci troveremo al Tribunale di Treviso per la 13ª udienza, ti dico, scusa, per la 9ª udienza. È difficile per noi come famiglia portare avanti questo, però come si diceva prima, l'unione fa la forza. Abbiamo tante persone, tanti operai come era Mattia che ci sostengono, che vengono al tribunale al nostro fianco. Prima si parlava dei sindacati che sono per gli operai. Non mi trovo del tutto d'accordo. Noi abbiamo 2 associazioni sindacali che si sono costituite parte civile al nostro processo, siamo andati noi a chiedere e ci hanno concesso. Un sindacato, che non sto qui a fare il nome, mi ha detto e ci ha risposto che non si costituiva parte civile perché non voleva creare dei precedenti. Allora, se a una mamma il quale è morto un figlio di 23 anni sul lavoro per negligenza di un datore di lavoro, non mi puoi rispondere questo, ecco. Vi saluto ringraziando intanto il Presidente Conte per le considerazioni molto approfondite che ha fatto e mi sono anche servite, non ero, dico la verità, afferrata in questo e di questo la ringrazio proprio, ecco, Presidente, le auguro un buon lavoro perché penso sia un lavoro grande quello che sta facendo. E a te Mirella, come sempre, sono grata e ti abbraccio grande, spero di vederti, insomma, presto. Grazie a Monica Michelin, grazie alla famiglia Battistetti, grazie per questa battaglia per vincere una guerra che non si sa come finirà, però le battaglie le fanno concretamente e perciò sempre avanti e sempre dritti. Presidente, come ci saluta? Beh, prima di tutto facendo gli auguri a Monica per il lavoro della sua e delle loro associazioni. Io ripeto il concetto di prima, dobbiamo essere uniti e dobbiamo avere unità di intenti. Ecco, questa credo sia la strada principale. Ecco, anche noi come trevisani lavoriamo in questo settore che è quello della sicurezza sul lavoro, perché qualche volta io vado per le scuole e faccio vedere qualche immagine dei nostri lavoratori che 50 anni fa, 70 anni fa andavano in giro per il mondo. Sono immagini che ci fanno rizzare i capelli, beh io non li ho più ormai, che fanno rizzare i capelli proprio per vedere quali erano le condizioni di quel tempo. Per fortuna sono stati fatti tanti passi in avanti, ma non sono stati fatti tutti i passi. Io sono convinto che comunque ci sarà qualche episodio tragico, però
la fatalità non deve essere la giustificazione delle negligenze. Ecco, quindi buon lavoro signora Monica. Per quanto riguarda la nostra associazione, rinnovo il ringraziamento per l'opportunità che ci è stata data di farla conoscere maggiormente. Credo sia sicuramente un'opportunità per noi che cercheremo dopo di portare avanti anche nelle nostre future iniziative. Mi fa sorridere il Presidente perché ha detto sono senza capelli, penso un calvo guardando il Presidente, cosa che vuol dire, mi fa proprio sorridere il Presidente, però è bello anche sorridere e chiudere un po' di allegria. Sì. Grazie a questi ospiti. Pubblicità. Continua l'attività dell'Associazione Sogni a favore di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi. Anche in quest'ultimo anno ci siamo impegnati per esaudire i sogni di tanti piccoli guerrieri che hanno potuto trovare un po' di sollievo dalla triste routine delle corsie ospedaliere. Questo, per esempio, è Angelo, barzellettiere incallito e grande fan di Aldo, Giovanni e Giacomo. Con la scusa di accompagnarlo a Milano per un consulto medico, il simpaticissimo Angelo ha finalmente potuto esaudire il suo sogno, incontrando i 3 comici e sottoponendogli una raffica delle sue battute. Il cane davanti all'albero di Natale. Finalmente hanno messo le luci in bagno. Infatti era appena nata perché... Agnes, invece, è una ragazzina di 10 anni, affetta da una patologia che ha avuto su di lei conseguenze fisiche che ne hanno ridotto la mobilità. Agnes ha potuto abbracciare Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto, le 3 campionesse paralimpiche che per lei rappresentano un simbolo di riscatto nei confronti della malattia. Ogni volta che lo strofini, a noi ci arriverà il tuo pensiero. Ma in questi mesi è decollata anche l'attività della redazione di Sogni Channel, il canale YouTube nato per coinvolgere e valorizzare i ragazzi e le ragazze che a vario titolo entrano a contatto con sogni e che dà spazio alle loro passioni per intrattenere e motivare altri ragazzi come loro. Al prossimo video e al prossimo sogno! Il presidente dell'associazione Sogni, Rudy Zanate, qui in presenza con Mirella, perché è una persona alla quale Mirella tiene molto, voglio seguirlo con queste battaglie enormi che sta facendo Rudy, che non finirò mai di dire grazie da parte di tutta, penso, Media Nord-Est, non sono famiglia di Rete Veneta, perché riesce a emozionare questi ragazzi, questi bambini che sono con le spalle al muro perché la malattia è più grande di loro molte volte. Questi bambini, molti non ce la faranno a vedere il sole, non ce la faranno a vedere la pioggia, la neve, perché purtroppo questi mali incurabili purtroppo riusciranno ad avere il sopravvento. E cosa fa Rudy? Rudy riesce a far staccare la spina a questi bambini, a queste bambine, a questi ragazzi, emozionandoli. Con cosa? Con i sogni. Penso sia la cosa più bella in assoluto che ci sia. Allora, raccontaci, com'è la situazione, Rudy, e cosa vuoi dire questa mattina? Vabbè, intanto grazie Mirella, è sempre un piacere stare qua con te e a tutti i tuoi telespettatori. E niente, quest'anno poi sono 20 anni di sogni, 20 anni da quando ho cominciato questa grande avventura e siamo riusciti a realizzare oltre 400 sogni e siamo arrivati a far felici molti bambini con le loro famiglie. Purtroppo ci sono molte richieste e quello che ogni volta io spero sia magari sempre meno, così vuol dire che ci sono sempre meno bambini che hanno bisogno, però la cosa bella è che fino ad ora la promessa che feci tanto tempo fa, nel 2004 ad Emily, questa prima ragazzina che mi fece promettere di continuare a fare quello che ho fatto per lei, le promesse sono arrivate, insomma. I sogni sono stati esauditi. Stati esauditi, sì. Ascolta Rudy, perché hai intrapreso questo percorso terribile, un percorso che non ti lascia spazi, devi guardare dritto, anche perché gli aiuti ai fragili, ai deboli, non sono molti. Devi cercare sempre di trovare l'imprenditore prestigioso che capisca, che abbia sensibilità, devi sempre cercare di far capire all'amministratore di turno, perché qua cambiamo in abbondanza, l'importanza di credere in questi sogni, di cercare di esaudirli facendo squadra. Ma perché è così difficile
a far capire che bisogna investire anche in questo, nella tua sensibilità. Tu investi nella tua sensibilità e troverai i frutti. Prego, Rudy. Sai, non sarei Rudy se non avessi avuto un fratello, Morris, che l'ho perso tanti anni fa, e quindi credo che aveva 14 anni nell'88. E dico che nulla poi è venuto per caso. Questa sensibilità che tu dici, sì, io vedo che le persone che purtroppo hanno provato direttamente un qualcosa di simile o in varie forme, perché ognuno poi può perdere un caro in qualche modo, come per me è stato per mio fratello, mi ha portato poi a avere questa, dico, chiamala forza, non lo so, questa testardaggine nel portare avanti, perché non è proprio facile. Soprattutto sostenere questi progetti, perché questi progetti, questi sogni hanno un loro costo, perché le famiglie sono totalmente sostenute da noi. Non vogliamo assolutamente che i genitori paghino nulla se non essere presenti, stare assieme proprio in quei poco tempo che può essere magari qualche ora come anche qualche giorno assieme a noi, e quindi la difficoltà sì è vera, è quella di cercare quell'imprenditore che in questo momento per fortuna ci stanno anche aiutando. Stanno vedendo soprattutto il caso anche Ferragni, che ha un po' bloccato un po' le cose, però se tu fai le cose fatte bene, le fai in trasparenza, fai vedere soprattutto che fai e non che parli, a noi ci ripaga moltissimo e soprattutto mi dà una possibilità di continuare a mantenere quelle promesse lì. È difficile, è sempre più difficile, stiamo cercando sempre questi, soprattutto imprenditori, avendo aperto anche l'impresa sociale che per il rinnovo del terzo settore mi dà la possibilità di interagire direttamente con le aziende, perché la Onlus, che comunque è l'anima continua, infatti è l'Onlus che fa 20 anni, l'impresa sociale fa 4 anni adesso, però in questa sinergia mi dà la possibilità di essere trasparente e strutturato per poter poi avere una visione anche verso il futuro, perché comunque sarebbe stupido se quando Rudy si ferma tutto si fermasse. Senti Rudy, Liliana Segre ha detto una frase che mi ha colpito molto e che ricordo sempre. La bambina che ha sofferto è sempre dentro di me. Ce l'ho, mi accompagna sempre, e sono questi ricordi strazianti di questa bambina. Io sono convinta che questo ragazzo è dentro di te, non lo dimentichi mai, vive con te, ti accompagna tutti i giorni, perché è lui che ti dà la forza di realizzare quello che stai realizzando, i sogni dei bambini e dei ragazzi. Ecco, questo fratello che ti dà forse, quando lo pensi, lo ricordi che lui ti bussa e ti dice guarda che è ora che tu ti muova, perché c'è questo caso, Rudy parte, questo gigante che parte, perché c'è questo fratello che bussa e ti dice non perdere questa strada, continua su questa strada. Però io sono anche convinta che forse li abbiamo viziati troppo con questa storia del volontariato, questi anche amministratori, sia locali che provinciali, che regionali, che nazionali, perché tanto quando hai bisogno arriva il mondo del volontariato. Quando vuoi fare bella figura basta che citi i volontari e il mondo del volontariato che ti circonda e hai fatto bella figura. Però poi c'è il rovescio della medaglia. Ma tu meriti questo volontariato? Certi lo meritano, perché bisogna dire la verità, ma delle volte, quando specialmente in campagna elettorale qualcuno dice vengo dal mondo del volontariato, io lo metterei da parte, perché lo trovo sconvolgente sta frase. Chi sei? Cosa hai fatto per dire? Chi ti conosce? Lascia perdere. Certo. Fai quello che devi fare nel momento che tu decidi di fare questo. Perché metti in primo piano vengo dal mondo del volontariato? E poi vediamo che molti non vengono eletti perché non sanno neanche cos'era. E il mondo del volontariato, siccome sa benissimo, non li vota. Ecco, questa parola volontariato, secondo te, nel 2024 non è stata un po' abusata? Strumentalizzata? Viene strumentalizzata nel momento in cui viene usata per altre cose, per quello che è il vero fine. Infatti anche noi come associazione, fino a che poi sono arrivato il Presidente della Repubblica che mi ha dato il premio, nessuno sapeva
cosa facevamo noi, perché comunque chi fa volontariato sta nel silenzio, sta dietro le quinte, e non prende visibilità, perché lo fa veramente, almeno quello che facciamo noi, io e il mio staff, è quello di farlo col cuore e soprattutto non politicizzando assolutamente l'associazione, perché comunque in qualche modo potresti essere un giorno anche un po' ricattabile, e quindi in questo modo qua stiamo neutri. Le amministrazioni, quelle che comunque abbiamo, in qualche modo ci stanno sostenendo, però se non ci fossero le persone private non si andrebbe avanti, quindi io devo ringraziare soprattutto i privati che ci donano continuamente, le aziende, quelle che ci credono, e le amministrazioni ci sono a loro modo, insomma. Ci sono a loro modo. Allora salutiamo Francesca Torelli, che si è collegata con noi da Venezia, consigliera regionale di pari opportunità, che ringrazio tantissimo anche per l'invito che mi aveva esteso. Purtroppo non ho potuto partecipare, però questa donna, questa signora che ha capito l'importanza di stare vicino alle fragilità. Ecco, a mio avviso, Torelli, le pari opportunità dovrebbero fare un passo più in avanti. Dove, anche se per statuto qualcuno mi dice che non comprende le cose che Mirella avrebbe piacere che facessero le pari opportunità, ecco, di allargare l'orizzonte, perché non ci siamo, Torelli. Lei sa la situazione delle pari opportunità in provincia di Treviso, sa quanto mi sto battendo, perché le fragilità le trovi al Banco Solidale, le trovi nell'associazione di Rudy Zanata, in tante associazioni che hanno bisogno di avere risposte. Allora, se uniamo le forze e queste associazioni hanno la possibilità di sedere a questi tavoli di concertazione, che non ho mai capito chi partecipa e cosa si decide alla fine, perché noi non vediamo risultati, Rudy non so se tu li vedi, io no, forse lei avrà fatto bingo, Torelli, perché ha capito l'importanza nel 2024 di pari opportunità. Spieghiamo cosa vuol dire pari opportunità e di cosa si occupano. Prego, Torelli. Allora, le pari opportunità sono diciamo la frontiera più avanzata di quello che è il contrasto alla discriminazione. Noi abbiamo delle norme in Italia che ci dicono che le persone sono tutte uguali e non possiamo discriminare fra condizioni di appunto fragilità, disabilità, genere, provenienza geografica, ma ci fermiamo lì. Le pari opportunità invece sono tutto quell'insieme di misure che fa sì di poter dare degli strumenti a chi non li ha per luogo in cui è nato, per genere, per condizioni fisiche con cui è nato o che sono arrivate successivamente, di avere le stesse opportunità che hanno altri cittadini. Faccio l'esempio. Una studente, una studentessa di una famiglia che non ha elevati redditi. Andare a studiare fuori casa è molto oneroso. Io ho la Costituzione che dice che tutti gli studenti, tutti i cittadini, tutti i giovani possono studiare, ma se non gli do le condizioni economiche, il sostentamento economico, quella bellissima norma che vede tutti i giovani allo stesso livello e uguali, di fatto non si traduce nella stessa possibilità di fare le stesse cose. Per esempio, Venezia, io sto a Venezia, ci sono i ponti, ci sono gli scalini, non posso dire che tutte le persone hanno le stesse possibilità di attraversare quel ponte. Mettere a disposizione mezzi pubblici piuttosto che le pedane, piuttosto che altri strumenti, invece fa sì che tutte le persone, anche quelle con una condizione di salute limitante, potranno fare quel ponte. Ecco, in parole molto semplici, cosa significa pari opportunità. Lavorare non per vietare dei comportamenti, ma per dare a tutti la possibilità di fare quello che fanno o che auspichiamo facciano tutti i cittadini. Io mi sono occupata nell'ultimo periodo di un progetto che si chiama Film e Parità,
che andava a verificare quanto nelle pellicole cinematografiche, in particolare quelle della Mostra del Cinema che si è appena chiusa, questo tema di far capire cosa sono le pari opportunità e del fatto che è giusto che tutti possano scegliere cosa fare nella loro vita perché gli vengono dati i mezzi e gli strumenti, e quindi quanto un film contrasta gli stereotipi, è un progetto che ho portato avanti, è stata la seconda edizione, che io trovo molto interessante. Chi vi ha partecipato ha detto che è stato anche molto utile. Si trattava di andare appunto a rispondere a una survey e dire quanto il cinema aiuta. Purtroppo non aiuta ancora tanto, nel senso che in una scala da 1 a 10, secondo chi ha partecipato a questo sondaggio, il contrasto agli stereotipi nei film compare, il voto era 6,8 per l'esattezza, quindi c'è molto da fare. Anche il cinema potrebbe fare qualcosa di più. E perché il cinema? Perché il cinema arriva a tutti, è uno strumento potentissimo e potrebbe essere un grande strumento anche per far capire alle persone che ci sono condizioni di fragilità, di cui non bisogna avere paura, sono sempre più diffuse nella nostra società, ed è giusto che tutti, a prescindere appunto dalla propria condizione, riescano a stare nella società nello stesso modo. E questo è veramente il sogno di queste famiglie, di queste persone che vivono non per causa loro a volte, ma perché purtroppo questa condizione di scarso lavoro, di stipendi bassi, di pensioni basse, non permettono di fare quello che magari è permesso a quello che sta bene. Ecco, questo sogno che invece le associazioni, compresi i banchi alimentari, riescono a fare. Ecco, e soprattutto far capire alle pari opportunità, ecco, di avere una visione più larga, perché nei banchi solidali, nelle associazioni di volontariato, quelle toste, quelle che si occupano proprio di problemi reali delle persone, ce ne sarebbe di lavoro da fare con le pari opportunità, perché abbiamo bisogno di quello che ha detto Torelli. L'ha spiegato benissimo, dare l'opportunità alla persona alla quale non è possibile fare una determinata cosa, un determinato lavoro, un determinato percorso, dare l'opportunità. Però tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, o mi sbaglio, Rudy? Cosa vuoi dire alla dottoressa Torelli? Tanto piacere, dottoressa. Niente, per quanto noi abbiamo avuto delle difficoltà, ma ci sono anche lì delle associazioni con gli ospedali di bambini, per esempio nel mondo della scuola, dove quando sono ammalati hanno difficoltà poi a seguire le scuole e tutto. E c'è stato un periodo, ti parlo di qualche anno fa, dove magari venivano bocciati perché avevano la leucemia, non potevano frequentare la scuola, e allora ci siamo attivati, però muovendo le persone giuste, comunque anche sui vari, coi presidi, coi distretti e tutto quanto, ho visto che comunque a volte non è in quanto il non fare, è proprio un po' quell'ignoranza a volte del non sapere, e i servizi ci sono, solo che a volte non vengono proprio attivati. E da quel punto di vista là, che per me era importante che anche qualsiasi bambino avesse la possibilità di essere come gli altri bambini, perché non si sentisse magari staccato dalla scuola, da quel mondo, perché già a livello psicologico stare sempre in ospedale e abbandonare un po' anche la classe diventa anche per loro un problema. È stato molto bello vedere come le pari opportunità e i vari servizi si sono attivati, creando proprio anche un bel servizio e dando anche in questo caso un sogno che si realizza. Quindi dal mio punto di vista, per quello che a noi serve, ho visto attivarsi molto velocemente questa cosa qua. Prima c'è stato veramente tanto disagio, quindi credo che se si portasse un po' più di cultura proprio sui servizi e informativa su quello che è il potenziale che può avere anche questa pari opportunità, secondo me si potrebbe arrivare proprio all'interno delle famiglie. Secondo me anche, non so, i comuni stessi dovrebbero creare un po' più di informativa giusta verso le famiglie, a chi proprio ha bisogno, magari andando loro con gli assistenti sociali, o non aspettare che arrivino magari loro a chiedere, però magari sapendo i disagi che ci sono
sono sul territorio, che credo che ormai ci sia un monitoraggio un po' delle situazioni, andando proprio sul piccolo, a chiedere effettivamente di cosa hanno bisogno. E noi in questo caso le famiglie che ci chiedevano aiuto siamo attivati. Ho visto che andando direttamente noi abbiamo fatto solo da tramite, è stato importante poi attivare e le risposte sono arrivate benissimo. Io credo che ci sia solo bisogno un po' più di informativa, un po' più di cultura verso questo, insomma. E ti ringrazio, Rudy, di queste parole, di questi input che dai anche alla dottoressa Torelli, perché in effetti è quello che abbiamo bisogno. Abbiamo tanto ma non conosciamo. E se non conosciamo è come non avessimo niente. Io dico sempre, dottoressa Torelli, che noi siamo più di 7.500 associazioni di volontariato, ma siccome tutti facciamo tutto, non ci conosciamo tra di noi, sì. Poi troviamo il bambino che ha bisogno di aiuto ma non sappiamo il nome e il cognome, l'anziano morto in casa perché non riusciamo ad arrivare perché nessuno ce l'ha detto, e allora questo numero si sgretola, è come non ci fossimo. Io penso che un ruolo importante che dovrebbe avere Volontari Insieme, dottoressa Torelli, sarebbe anche quello, anche pari opportunità, di capire chi c'è nel territorio e cosa fa chi, perché se tutti facciamo tutto non facciamo niente, ognuno ha una sua specificità. Non è possibile che tutti facciano tutto, dobbiamo capire, l'anziano ha bisogno di aiutarlo a fare la spesa, perché come dice dottoressa Torelli, quel chirurgo famoso che ho avuto in trasmissione, è inutile che io faccia un bel intervento perfetto se poi va a casa e non viene supportato dall'aiuto a questa persona perché è sola, perché magari diversamente giovane, abita al terzo piano, non ha ascensore, poi chiamano Sveglia Veneti, allora io mi devo attivare con i sindaci per dire guarda che c'è sto problema, vai a vedere, è vero, non è vero, ma come? Se ha chiamato vuol dire che c'è, ci sarà qualcosa, verifica. Ecco, questo dovrebbe essere un lavoro che dovrebbero fare anche le pari opportunità. Cosa c'è nel territorio? Cosa c'è che ha più criticità? Dov'è che dobbiamo andare a parare e dare anche più informazione per aiutare? Cosa dice dottoressa Torelli in merito a quello che ha detto Rudy e anch'io? Allora, io ritengo che le associazioni hanno sicuramente un ruolo molto importante, perché le persone a volte non sanno cosa fare, non sanno dove andare, oppure vanno anche all'amministrazione, ma a volte non trovano quella attenzione che invece può suscitare una organizzazione più strutturata, come anche il mio ufficio. Noi ci occupiamo principalmente di pari opportunità sul lavoro, ma il problema che lei ha sollevato io lo riscontro dappertutto. Le persone non sanno magari che ci siamo, non sanno che ci sono il mio ufficio come altre organizzazioni che possono aiutare e non arrivano da noi. Io mi stavo interrogando su questa cosa e voi come media avete sicuramente un ruolo più importante. Lei ha detto, l'anziano chiama me, la notizia arriva a Rete Veneta, a Sveglia Veneti, scusate. Qualsiasi canale va bene. Se a lei arriva così e poi lei riesce a muovere le amministrazioni, benissimo. Se la segnalazione arriva sui social, sempre più le persone non vanno all'organizzazione, non vanno all'istituzione, denunciano attraverso i social. Io mi chiedo se non potrebbe essere un'idea per chi si occupa delle fragilità, il mio ufficio come altre cooperative e organizzazioni, monitorare i social, cioè l'urlo disperato lo troviamo lì, non è più una persona forse che viene a bussare alla tua porta alla ricerca di aiuto, lo troviamo sui social, forse dovremmo fare lo sforzo di contattare noi quella persona che ha esposto il suo disagio nei social. Questa potrebbe essere la nuova frontiera e sfida. Aggiungo una cosa, pari opportunità secondo me si sposa col termine creatività. Bisogna essere creativi nel dare le risposte. Io spesso mi trovo persone che dicono ma questa cosa non si può fare, a proposito della disabilità, della malattia e della scuola. Io sono stata testimone di una situazione di una persona ricoverata in ospedale per diversi mesi, avrebbe potuto seguire le lezioni online, ma siccome era passato il Covid
le scuole si sono quasi dimenticate nuovamente di questo strumento potentissimo e non gli è stata data questa possibilità, con ovviamente problemi poi sotto il profilo del rendimento scolastico. Perché? Perché ormai la lezione online non c'è più per gli studenti. Pari opportunità significa non la diamo agli studenti sani che possono venire a scuola, ma lo diamo a chi non può venire a scuola. Questo è pari opportunità, non è un trattamento differenziato, è un trattamento vero, diverso, per mettere le persone nella stessa condizione. Abbiamo Paola da Padova, poi continuiamo. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti quelli che sono in ascolto. Allora, mi conosci abbastanza che sai che non sono una che fa lecchinaggio, però alla Mirella 10 e lode, alle istituzioni 0. Come fa a dire, dottoressa, mi scusi, ben venga che la segnalazione arrivi a Sveglia Veneti? No, non deve esistere, perché questo comune, o come tutti i comuni che mi conoscono, che sanno che sono anziana, ammalata, sola, terzo piano senza ascensore, e mi conoscono, ma per che cosa? Tasse su tasse su tasse, però per una telefonata in estate a dire sei viva o sei morta? Certo che no, quindi 0. Poi un'altra cosa che non capisco, perché per esempio ieri dovevo fare una visita cardiologica, non stavo bene, il taxi, oltre che a pagamento, taxi 40-50 euro andare e tornare, non è nelle mie possibilità, visto che ho la reversibilità, mio marito è morto all'improvviso molto giovane, lo Stato mi ruba 1.000 euro perché la pensione prima, visto che mio marito era laureato e ha lavorato 12 ore al giorno, era di 2.000 euro, adesso è di 1.000 euro, sicché è molto faticoso quando sei solo e ammalato con 1.000 euro pagarti visite. Bene, telefono per la Croce Verde per un trasporto, mi dicono no, deve chiamare il medico di base, l'impegnativa, cioè siamo a questi livelli. Ultimissima cosa che credo sia fondamentale per tutte le persone nelle mie condizioni. Ogni piccolo intervento di qualsiasi tipo sono milioni di euro, tipo 600 milioni di euro per il tram che stanno disastrando Padova per arrivare 3 minuti prima, con 600 milioni di euro. Quante strutture, quanto personale, perché ci sia la via di mezzo tra l'ospedale e il ricovero, che mancano questo co-housing, queste che costano, non lo so, per il pubblico ogni intervento sono milioni. Ci sono delle case da 500-600 metri da rimettere a posto con qualche centinaio di migliaia di euro e far tutti piccoli appartamentini per persone anziane con una persona, magari stipendiata dagli stessi, che possono assolutamente, con una persona che gli vada a fare la spesa, eccetera. Cosa si aspetta a fare questo? Tante chiacchiere, tavole rotonde. Comunque concludo ringraziando Mirella, sei veramente una forza della natura e 1000 grazie sempre a te. Buona giornata. Troppo buona Paola, siamo in tanti Paola che facciamo questo, far cercare di capire che bisogna ascoltare le fragilità, qualsiasi sia, a 360 gradi. Però vedi, è un buon segnale, lo chiedo anche a Rudy questo, che la dottoressa Torelli ci metta la faccia. Non è facile in questo momento, lei lo sa benissimo, perché non è una cosa semplice dare delle risposte. Non è semplice perché fino adesso forse la politica si è dimenticata di dare risposte a quelli che avevano bisogno immediato, perciò manca personale, non si è investito sulla famiglia. Per fortuna ci sono i banchi alimentari, ma io inviterei, anzi la invito, dottoressa Torelli, a venirci a visitare per vedere se riusciamo ad ampliare questo raggio, non solo il mio, ma anche fare un giro di quelle che sono le realtà che aiutano, che dovrebbero anche queste far parte delle pari opportunità. Perché noi facciamo questo, dottoressa Torelli, diamo le pari opportunità, aiutando economicamente, concretamente la persona che arriva e che ha bisogno. Cosa dici, Rudy? Poi sentiamo anche la dottoressa Torelli. Ma io credo che metterci la faccia non sia facile, che comunque poi anche sì, non si può sempre accontentare tutti, però giustamente dare ascolto alle voci che arrivano è fondamentale, quindi cercare il più possibile, come dicevo prima,
e di avvicinarsi sempre più, di andare dentro le famiglie, di andare più verso l'ascolto. E con questo mondo poi sì, è vero, digitalizzato, è sempre più difficile. Io per esempio tanti sogni, come diceva prima la dottoressa, che poteva essere un'idea, io invece so già da un po' di anni, lo sto facendo e vedo che tanti bambini ammalati li vengo a scoprire dai social, perché molte volte gli ospedali o comunque non ti comunicano per tempo o comunque hanno le loro tempistiche e tutto quanto, e molte volte vedevo poi che questi bambini morivano e mi sentivo in colpa di non essere riuscito almeno di dargli un aiuto. E quindi adesso abbiamo cominciato proprio anche noi a tenere sott'occhio proprio i social e tutto, perché tante volte a volte viene anche usato in modo abbastanza esagerato questo modo di pubblicare anche le cose eccessive, perché comunque nel rispetto poi della malattia del bambino e tutto quanto. Però anche lì arriviamo a realizzare i sogni anche attraverso questo mondo, quindi di cercare il più possibile di arrivare il più vicino dentro le famiglie, e che magari proprio le istituzioni, quelle più vicine come i comuni e tutto, quegli enti che sono preposti poi come assistenti sociali, non possono non sapere qual è la realtà del territorio. Sono perfettamente d'accordo, Rudy, quello che dici, ma lo dico anche alla dottoressa Torelli. Prepariamo anche il cortometraggio che ci ha mandato la dottoressa Torelli per far capire quanto sta cercando anche lei di mettersi, di fare concretamente per anche dare visibilità a questa donna, a questa persona anche col lavoro. Il problema, dottoressa Torelli e Rudy, il problema è che forse il bambino, grazie anche a una famiglia giovane, magari con dei genitori giovani, riesce ad andare sul social, questa famiglia chiede aiuto e l'aiuto bene o male arriva perché c'è sempre qualcuno che guarda. Io sono preoccupata per i diversamente giovani, sì, che non hanno la possibilità di arrivare nei social, non sanno neppure adoperare il telefonino, è inutile che ce la dicono, non per colpa loro, ma perché qualcuno non gli ha insegnato, non ha fatto prevenzione. In altri paesi è diverso, adoperano i telefonini, i computer perché gliel'hanno insegnato prima. E questo anziano è solo perché viene dimesso dall'ospedale ma non c'è risposta, addirittura delle volte manca il medico di famiglia, non sa a chi rivolgersi, se si rivolge adesso è un problema, avete sentito cosa ha detto anche la nostra Paola da Padova, ti dicono ma devi fare così, intanto il tempo passa, tutto costa. Allora, dottoressa Torelli, come commenta? Allora, intanto voglio rispondere alla signora Paola perché non vorrei aver creato un equivoco. Io stavo dicendo che i primi che dovrebbero rispondere sono certo le amministrazioni e il cittadino è all'amministrazione che deve rivolgersi. Il mio passaggio su Sveglia Veneti era per dire: laddove un cittadino non chiama l'amministrazione ma chiama un altro soggetto, un qualsiasi soggetto, se questo soggetto può raccogliere. È caduto. È caduta la dottoressa Torelli, allora guardiamo il cortometraggio, vediamo se riusciamo e poi a fare il collegamento. È arrivata la telefonata.
Allora Rudy, vorrei chiedere a te, vedendo questo cortometraggio, che riflessioni hai fatto? Cosa hai capito? Poi sentiamo la dottoressa che si è ricollegata. No, credo all'inizio osservandolo si capiva, poi alla fine si è capito tutto, quindi che, da quello che ho capito che l'insieme fa la forza, insomma, che comunque l'obiettivo, il fuoco era lo stesso e che comunque insieme era un qualcosa di più grande se visto e fatto assieme. Dottoressa Torelli, prego, a lei. Sì, scusatemi per il piccolo incidente. Tranquilla. No, lo scopo era proprio questo. Credo che si sposi bene col mondo del volontariato. Due persone che fanno la stessa cosa, un po' in competizione, si fanno piccoli dispetti. E qual è il prodotto? Un prodotto inguardabile, no? C'è quel coordinatore che fa così, dice è terribile, inguardabile. Mentre lo stesso lavoro messo insieme in una sorta di magia crea un prodotto bello, un momento bello e le due persone stanno meglio insieme durante il lavoro. Questo era il messaggio. Io ringrazio moltissimo gli autori di questo cortometraggio, è un gruppo di studenti del master che fa Ca' Foscari in filmmaker e l'hanno fatto, potrei dire, con volontariato, nel senso che non sono stati retribuiti. Questo l'hanno fatto perché credono alla causa e io ho molta fiducia nelle giovani generazioni. È vero, ci sono i diversamente giovani, come avete sottolineato, che sono in una condizione di grande fragilità. Ci sono esperienze all'estero di case e situazioni abitative in cui si mettono giovani e diversamente giovani nello stesso palazzo, con lo scopo di sviluppare una solidarietà fra questi ragazzi e chi non è più ragazzo, e credo che siano esperienze interessantissime. Direi che le istituzioni potrebbero, la Regione Veneto in parte lo fa, studiare anche le esperienze estere da questo punto di vista, perché ci sono delle situazioni molto interessanti. Allora, dottoressa Torelli, io ho un progetto che vorrei parlarne con lei, capire se riuscirò a portare avanti, che riguarda proprio quello che ha detto, perciò mi sembra anche un progetto molto importante. La Mirella purtroppo vola sempre, io ho fiducia, io sono sempre ottimista, prima o poi ce la faremo a far capire che basta copiare, non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda perché c'è già. Il problema è capire, dottoressa, se c'è la volontà però di aiutare anche chi ha delle idee come Rudy, come altre realtà che abbiamo fortunatamente nel territorio, che potrebbero dare là anche alle amministrazioni e aiutare, però non vengono ascoltate sempre per questioni, a mio avviso, di visibilità e di politica, e questo non va bene, perché finché colpiscono la Mirella, Rudy e altre realtà non è che ce ne può fregare di meno. Il problema è che poi colpiamo le fragilità, perché non si va avanti, che non riesci a portare a termine oppure a realizzare quel sogno che è quello di aiutare le persone in difficoltà. Ecco, questo qua la politica, qualcuno della politica che è meno sensibile dovrebbe capire, e questo dovrebbe avvenire mettendo delle persone competenti, delle persone preparate, specialmente nel terzo settore, un settore delicatissimo. Anche questo dovrebbero fare le pari opportunità, intervenire dove ci sono delle lacune veramente importanti e cercare di far capire che abbiamo bisogno, specialmente adesso dove c'è una denatalità incredibile e queste persone, abbiamo delle centenari di centenari incredibili, che dobbiamo forse andare anche ad aiutare questo, a cercare di farli vivere nella maniera, come dice lei, più dignitosa possibile, con i supporti di chi? Dei giovani. Li stiamo perdendo. Abbiamo i carceri, dottoressa, minorili, ma cosa ci fanno queste persone in carcere? Facciamoli veramente fare dei percorsi educativi importanti, col lavoro, con lo sport, con l'aiuto alle persone. Non sono mica tutti delinquenti sti ragazzini e sti ragazzi, perché avranno anche sbagliato. Rudy cosa dice? Ma diamo loro una possibilità con dei percorsi veramente importanti, che li abbiamo, ci sono. Abbiamo bisogno dappertutto di forza giovane, ma li avete visti? Possibile che siano proprio così cattivi? Cosa dice dottoressa Torelli? Che dico che più giovani sono, meno forse possiamo imputare a loro la responsabilità di quello che hanno fatto. Io sono d'accordo che forse varrebbe di più essere a fianco a persone con fragilità, averle aiutate,
c'è qualcuno che parlava del progetto Adotta un nonno, nel senso di stare vicino in una relazione anche affettiva con delle persone anziane che non hanno più i propri congiunti vicini per n motivi della vita. Io sono d'accordo, cioè forse meno carceri minorili e più percorsi di assistenza, di sostegno, ma in cui si chiede a questi ragazzi di essere solidali, forse anche questo che manca, glielo chiediamo poco, sempre meno si chiede ai giovani di aiutare i nonni, meno rispetto a quello che era in passato. E invece è un momento formativo per questi, da quando sono bambini in poi, si è un po' perso, è difficile vedere genitori che dicono magari a un ragazzino di 12 anni prepara la pasta per la nonna, gli prepariamo la pasta finché ne hanno 30 ai giovani, e questo secondo me non aiuta. C'è sempre tempo, sa, per rimediare, dottoressa Torelli, basta che ci supportano nel lavoro che facciamo e forse ce la faremo a fare anche questo, ma se ci mettono davanti sempre progetti, burocrazia e gente che non ha voglia di fare niente, perché così il sistema produce anche quello, non va assolutamente bene. Se una persona non funziona in un determinato settore specialmente delicato, si deve cambiare. Il problema è che anche qua è difficile, perché purtroppo hanno fatto delle leggi che è faticoso anche fare questo. Allora andiamo a vedere invece i sogni, dottoressa Torelli, quelli che invece riesce a realizzare il nostro Rudy Zanatta. Andiamo a vedere il sogno di Agnes. Ciao ragazzi, ciao Luca. Siamo pronti, dai. There were days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Today's our day. Today's our day. There were nights we would fight, no end in sight, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. Che andremo a vedere, perché loro qua, vedi che hanno telecamere, hanno tutto quanto, no? Ci hanno invitato ad andare a vedere questo. Andiamo a fargli l'applauso a loro che devono recitare, sei d'accordo? There were times when we found it, fell back in love, the best still to come. Our time is now. Our time is now. Agnes, com'è andato il viaggio? Bene. Perfetto. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. 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 È meglio Roma o Pordenone? Sì, sì.
sei svegliata stamattina? Alle 4, cioè alle 6. E sei un po' stanca adesso o no? No. Perché? Sei troppo? No. Sei emozionata? Sì. Per quello. Dove andiamo stasera? Bene. Dove andiamo? A teatro. A vedere? Spettacolo. Devi aprirmi la busta e tutti i nostri premianti avranno questo compito, aprire questa busta perché qui è svelato il vincitore di questa categoria e ce lo dici tu, va bene? Chi vince? Raffaele Sofia. Di Agnes, sì, perché le avete fatto arrivare questi video bellissimi di 3 grandi campionesse, certo. E tu sei rimasta molto emozionata di ricevere questi video, vero? Sì. Sì. Per te sono tre modelli ormai queste ragazze. Era il giorno del suo compleanno, del 10° compleanno oltretutto, e quindi quel giorno abbiamo fatto una festa, perché era sul desiderio di fare una festa, in più si è trovata questa bellissima sorpresa di questi 3 video. Molto bene, allora noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e vogliamo lasciarti un piccolo pensierino. Ambra Sabatini, Monica Contraffatto e Martina Caironi. Sono fatti considerare. Ambra, Monica e Martina sono le 3 atlete che hanno fatto il video per Agnes nel giorno del suo compleanno e che adesso sono diventate i loro punti di riferimento. Agnes non voleva montare la protesi e così abbiamo chiesto a queste 3 grandi campionesse di lanciare un messaggio per lei. Ragazze, so che siete anche voi emozionatissime perché avete visto oltretutto quanto siete state. Allora, spieghiamo. Intanto un abbraccio ad Agnes perché sta passando anche un momento molto difficile, perciò era giusto anche far capire che dobbiamo essere vicini a questi ragazzini, a queste ragazze, a queste famiglie. Cosa abbiamo visto? Che sogno abbiamo visto, Rudy? Agnes aveva fatto il suo compleanno e gli hanno amputato una gamba e per colpa di questo suo tumore, questo osteosarcoma che ha, e non voleva portare la protesi assolutamente. Andando nei social e guardando e vedendo proprio queste 3 campionesse che riuscivano a Tokyo, quella volta che hanno fatto le Paralimpiadi, quelle prima di queste di Parigi, e lei si è talmente messa in testa che anche lei un giorno deve correre con loro, si è proprio innamorata. Fai conto che ha studiato a memoria tutta la premiazione, sapeva le parole e i gesti che facevano, la canzone, cioè, quindi quando poi mi è stata data questa possibilità, che collaboriamo con gli Sport Awards a Trail di Roma e il presidente Paolo Borroni ci ha invitati anche quest'anno ad andarci. No, questo era quello dell'anno scorso, e mi fa: vuoi portare qualcuno dei tuoi ragazzini e vediamo se possiamo realizzare un sogno? Ho pensato subito ad Agnes: se tu riesci a portarmi le 3 campionesse paralimpiche gli facciamo fare questa mega sorpresa, e così è stato fatto. Agnes pensava di andare lì proprio di leggere questo e di premiare per la categoria proprio il vincitore o la vincitrice di quel momento, e si è trovata, come avete visto davanti, la sorpresa. Lei non si aspettava che si presentassero fisicamente proprio lì. Da quel momento
momento sono diventate proprio amiche, la chiamano continuamente e soprattutto la coincidenza a Bologna, il posto dove fanno quelle protesi per i ragazzi è lo stesso posto dove anche le ragazze paraolimpiche vanno a farle, quindi c'è stato anche per Agnes la forza e tuttora adesso la protesi la usa, l'ho vista qualche mese fa camminare con la protesi, adesso purtroppo ha un problema ed è in ospedale, che gli la saluto, soprattutto anche la sua famiglia, gli siamo vicini e comunque questo sogno ha dato la forza proprio a reagire e a mettersi in piedi di nuovo e il suo obiettivo adesso che ha promesso alle ragazze che un giorno vuole correre anche lei con loro, insomma. Allora, dottoressa Torelli, ha capito perché l'ho invitata questa mattina? Per farle capire le realtà che ci sono anche nel suo territorio, queste realtà che devono essere assolutamente supportate perché realizzano i sogni delle persone, delle famiglie. Ecco, cosa vuol dire a Rudy e come ci saluta, dottoressa Torelli? Devo dire che fate veramente un grande lavoro. Non so se ho la linea, sì. È un grandissimo lavoro e regalare i sogni credo che sia forse il più bel lavoro. Grazie per avermi invitato, spero ci sia anche magari la possibilità di collaborare in futuro, andrò a studiarmi meglio anche la vostra realtà, ma credo che di realtà di questo tipo per fortuna ne abbiamo tante. E potrei dire per fortuna e per sfortuna, perché secondo me la pubblica amministrazione, l'amministrazione sa che ci siete e quindi pensa che comunque qualcuno che fa qualcosa c'è. Rudy sorride, anch'io, dottoressa Torelli, la ringraziamo anche di aver detto questo, perché funziona proprio così, però qualche volta ecco, conoscere bene le realtà anche a voi in regione non fa male, e la invitiamo, vero Rudy, pubblicamente a venirci a trovare per capire che veramente dalle parole bisogna passare anche ai fatti, perché abbiamo bisogno di persone che agiscano, non più sentire parole ma di agire. Visto che ci siete io vi ringrazio, grazie a lei invece dottoressa Torelli per questa sensibilità che ha, che se no non l'avrei invitata. Lei sa che Sveglia Veneti funziona così, abbiamo bisogno di persone sensibili, persone che capiscono realmente i problemi che ci sono anche nella terza età, così la chiamano, che dovrebbe essere l'età più bella, più spensierata, ed è quella più difficile invece da vivere. Grazie veramente a Francesca Torelli, consigliere regionale di pari opportunità del Veneto collegata da Venezia. Grazie a Rudy Zanatta, presidente associazione Sogni Onlus. Grazie, pubblicità. E vediamo questa importante locandina che fa capire l'importanza di questa giornata. Domenica 15 settembre, sport senza barriere, ippodromo di Treviso, in occasione di un Gran Premio importantissimo, un premio che veramente fa onore a questa città, questo Gran Premio Città di Treviso Memorial Franco Fraccari, e abbiamo ospiti questa mattina il presidente dell'ippodromo di Treviso, Ippodromi Nord-Est, il dottor Stefano Bovio, assieme a Prando Prandi, segretario generale Unione Nazionale Veterani dello Sport. Abbiamo collegata anche Rossella Zatton, sindaco o sindaca di Altavilla Vicentina, primo mandato, Fratelli d'Italia. Sindaco o sindaca? Intanto così non sbaglio? Sindaco, perfetto, perché ognuno bisogna chiamarlo come vuole, che non sbagliamo per carità mai. Allora io inizierei, grazie anche a lei sindaco di essere qui, ma io inizierei invece da Prando Prandi. Perché Prando Prandi? Perché Prando Prandi, a parte che ha sempre partecipato a queste edizioni Sport Senza Barriere, terza edizione, ma soprattutto perché rappresenta l'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Prego Prandi. Ecco, è un'associazione nazionale che raduna sotto questo cappello quasi 9.000 soci in tutta Italia, con 180 sezioni, e la sezione di Treviso, a cui io appartengo come socio,
ovviamente è molto vicina alla realtà locale. Questa liaison con l'ippodromo è nata proprio sotto la spinta della presenza dei veterani che danno aiuto a che tutta la manifestazione abbia un valore ovviamente in termini sportivi. Quindi la scaletta è molto ricca di associazioni che tu hai anche reclutato, e nel mezzo abbiamo proprio voluto inserire tutte le specialità possibili per poter dare anche modo di far risaltare quello che è l'aspetto ludico al di là dell'ippica, perché uno degli intenti da parte dell'ippodromo è sicuramente quello di farne un contenitore non solo in termini ippici, ovviamente, che è il tradizionale, ma anche ritagliare uno spazio per quello che è altri ambiti, e quindi questo è diventato uno spettacolo, sarà un piccolo spettacolo con degli inframezzi, con delle interviste, con delle cose che cercheremo di proporre al pubblico per varie discipline. Allora, Presidente Bovio, una cosa che devo dire di questo Presidente è la tenacia, la caparbietà di andare avanti anche avendo passato un percorso difficile che io ho un po' condiviso, però centrando l'obiettivo, che è quello di riuscire a far capire l'importanza dell'ippodromo di Treviso, degli ippodromi, lui è anche Presidente Ippodromi Nord-Est, per far capire che forse dobbiamo valorizzare di più queste aree meravigliose. Ecco, come vede la situazione? È stato premiato perché è riuscito a farcela, perciò complimenti dottor Bovio, è riuscito a farcela nonostante qualcuno avesse cercato in tutti i modi di impedirglielo. Perché? Perché c'è trasparenza, c'è chiarezza nel momento che tu ti presenti, che presenti questi progetti importanti, questi progetti che hanno bisogno del supporto anche delle amministrazioni, perché ricordiamo che l'ippodromo di Treviso è pubblico-privato. Allora, cosa ci dice? Com'è la situazione? Finalmente si è sbloccata, vedete che sta sorridendo, non è cosa semplice veder sorridere il dottor Bovio. Prego, dottor Bovio. No, io sorrido sempre volentieri, a maggior ragione oggi, perché stiamo presentando una cosa a cui tengo tanto e che secondo me sta nascendo anche nella maniera migliore possibile. L'introduzione l'hai fatta tu ed è sostanzialmente qui il punto fondamentale, cioè noi riprendiamo domani le corse ippiche dopo 4 mesi di fermo, di stop. È un calendario nazionale che viene emanato dal Ministero dell'Agricoltura, che è l'ente sovrano dell'ippica. Treviso si è fermata a fine di maggio con il suo ippodromo, riprende adesso e andrà avanti fino alla fine dell'anno e poi anche i primi mesi invernali. In tutta questa stagione di gare ippiche ci sono dei momenti fondamentali, uno dei quali è il Gran Premio Città di Treviso, che è il Gran Premio della città di Treviso, raduna dal punto di vista tecnico dei cavalli molto importanti, le migliori firme sia equine che umane nazionali saranno presenti domenica, però per reggere un cartello di quel genere abbiamo bisogno anche di fare un corollario alle corse dei cavalli, che sono di per sé attraenti, attrattive, però bisogna riempire un attimino i contorni. Diciamo che in un ippodromo una corsa parte ogni 25-30 minuti, quindi ci sono negli intervalli gli spazi per fare qualcosa. Che cosa? Sport senza barriere giunge alla 3ª edizione, perché secondo noi la tradizione è sempre quello che, diciamo, fa prosperare, no, le attività. Siamo partiti insieme ormai 2 anni fa, nel tempo siamo cresciuti, quest'anno abbiamo cercato uno step ancora in più, cioè oltre che il messaggio dell'importanza della pratica sportiva per i cittadini e soprattutto per i giovani, abbiamo cercato anche di introdurre degli elementi di spettacolo. Poi è nato, diciamo, anche comprando questa unione di intenti, e siamo riusciti a confezionare un programma che è riassunto un po' nella locandina che state trasmettendo e che vorrebbe essere, diciamo così, la spinta iniziale per l'attività di questo periodo di fine estate autunno. Allora, adesso passiamo al sindaco Rossella Zatton, sindaco di Altavilla Vicentina,
perché il dottor Bovio ha parlato di tradizioni. Ecco, qual è la tradizione che cercherà di portare avanti? Perché qui nel nostro territorio ne abbiamo tante, il mondo del volontariato, le Proloco e non solo. Cos'è la tradizione per un giovane sindaco, perché vuole si chiama giustamente sindaco, dal suo punto di vista, di Rossella Zatton? E cosa ne pensa di queste manifestazioni inclusive? Perché qui si parla anche di inclusione, una parola facile a dire ma difficile poi a realizzare. Prego Sindaco. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, perché mi date l'opportunità proprio di parlare non solo da sindaco ma probabilmente anche da psicologa, perché sono una psicologa e mi occupo spesso di inclusione. Allora, tradizione per noi cosa può voler dire? Tradizione può essere anche intesa come il dare supporto, se vogliamo, alle famiglie e alle scuole, ai ragazzi e a tutti coloro che in qualche modo hanno bisogno, come dicevate poco fa, del supporto anche dell'amministrazione. Come possiamo dare supporto? Naturalmente organizzando, diciamo, creando, se vogliamo, aggregazione, quindi portando il nostro aiuto sia da un punto di vista concreto, nel senso di economico, quindi anche nelle infrastrutture, ma anche come iniziative, nel senso, come diceva prima, grazie alle Proloco, grazie all'associazionismo, creare quelle situazioni di aggregazione che permettono anche ai giovani di avere un posto, comunque di avere un gruppo al quale appoggiarsi. Allora, Sindaco, come mai è così difficile coinvolgere i giovani? I giovani non vogliono essere coinvolti, i giovani fanno poco sport, i giovani si muovono poco, i giovani non hanno esempi positivi che li intrighi abbastanza, perché i giovani vogliono essere intrigati, vogliono essere loro i protagonisti, ma qualcuno non ci sente da questa parte. Ecco, voi siete una categoria, io ne ho tantissimi, di sindaci giovani, io ho tantissimi giovani e hanno una mentalità molto più aperta, devo dire, e ringraziarvi, su quello che si potrebbe fare, ma avete sempre la coperta corta. Quelli che dovrebbero avere una coperta, anzi più coperte, perché sono quelli che veramente al mattino quando escono di casa sono i primi a essere fermati a dire mamma mia cosa succederà questa mattina, siete sempre scarsi, avete sempre questa mancanza di liquidità che non vi permette di dare risposte a chi? Ai giovani, ai diversamente giovani, alle famiglie. Ecco, queste attività servono anche a questo, a far capire l'importanza invece di far uscire le famiglie, di divertirsi, perché le sagre funzionano, perché si ritrovano, hanno piacere di stare assieme. Ecco, lei cosa farà in questo percorso, Sindaco? Allora, io sono anche già stata assessore e comunque ho proposto anche quest'anno, pur essendo entrata in corsa, diciamo, pur essendo entrata a giugno, anche il Ci sto a fare fatica, che è un'ottima soluzione per i giovani che hanno voglia di proporsi con del volontariato, perché è proprio ci appoggiamo, diciamo, a un'associazione che propone di fare dei lavori socialmente utili a questi ragazzi. Sono tutti suddivisi per squadre, comunque sono seguiti da dei tutor, da dei volontari, e anche loro hanno un buono fatica alla fine della settimana, ma sono molto volenterosi in questo, perché appunto portano il loro contributo, che ne so, nella scuola piuttosto che nel parco, quindi tinteggiano le panchine, sistemano alcune cose. Ecco, questo fa sì che in qualche modo ci sia aggregazione. Ovviamente non è solo questo, ci sono tanti modi per far sì che i giovani capiscano che siamo qui e siamo qui a disposizione loro.
Tante idee, abbiamo tante idee nella nostra amministrazione. Seguiremo allora, Sindaco, su queste idee che vedremo cosa riuscirà a realizzare. Allora, Presidente Bovio, quello che veramente riusciamo anche a far capire è che noi invece, a differenza di un'associazione, abbiamo messo assieme tante associazioni che si occupano di tante cose, ognuna con una specificità diversa, ma soprattutto capire l'importanza di fare squadra. Lei è riuscito a fare squadra con le associazioni, non solo in questa occasione, ma lei ha aperto anche questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere a Treviso, che è l'ippodromo, non tutte le città ce l'hanno, questi spazi anche per parlare di temi importanti sulla sicurezza, sul lavoro, sull'ambiente. Ecco, è riuscito ad aprire queste porte di questo meraviglioso spazio che abbiamo anche alle associazioni. Ecco, dopo averle sentite, averle viste, cosa ha attratto? Cosa è stato il pensiero che l'ha colpita di più? La riflessione che poi ha fatto? Allora, innanzitutto noi siamo partiti dal concetto che l'ippodromo è prima di tutto un parco e quindi, come diceva prima giustamente il sindaco, credo che anche per fare associazionismo il posto dove ti trovi, la cornice, lo spettacolo in sottofondo serva per attrarre delle persone a dire vado là, vado in un bel posto e ascolto anche qualche cosa che mi può interessare, no? Perché più richiamo hai, più aumenti l'auditorio possibile. Noi insieme abbiamo già creato degli eventi in questo genere, mi ricordo i dopo corsa che abbiamo fatto con le associazioni, sono venuti fuori temi sempre molto interessanti che sono stati dibattuti. Direi che questo è lo spirito, cioè quello di rendere disponibile quest'area che è importante, costosa da mantenere, che senza l'attività ippica non potrebbe esistere, però si possono fare tante cose e quindi diciamo che la disponibilità nostra di gestione dell'ippodromo è sempre quella di accogliere a braccia aperte iniziative di vario genere. Ce ne sono tante in cantiere per i prossimi mesi e siamo qui a disposizione. Lei ha parlato di nomi importanti, di atleti importanti che parteciperanno domenica 15 settembre. Si può dare qualche nome, così lo diamo in anteprima, per far capire anche l'importanza di questo evento, perché i nomi sono importanti, sono testimoni importanti, prego. Ma più che i nomi a noi piacerebbe che ci fosse spettacolo, animazione, attività, ecco, quindi non tanto delle presenze simboliche quanto che ci saranno, ma quanto soprattutto uno spettacolo vivo che nelle pause, negli intervalli fra una corsa e l'altra, l'occhio cada su qualcosa di bello e di attrattivo e ci saranno molte sorprese. Allora, che sorprese avremo allora, Prandi? Avete sentito Bovio. Che è chiuso in cassaforte il dottor Bovio, non si sbottona, vediamo se riusciamo a far sbottonare Prandi, che si occupa proprio di questo, di sport, veterani dello sport, una parola importante per far capire che c'è l'esperienza. Prego Prandi. Ma sì, allora sicuramente facciamo leva sullo spettacolo proprio come inframezzo, per cui alla fine siamo riusciti a puntare su due società in particolare che daranno un grande appoggio. Uno è la Gymnasium Ginnastica Artistica di Villorba Treviso, che porterà le sue atlete, faranno una serie di esibizioni. Facciamo conto su una società che ha vinto tutto quello che poteva vincere negli ultimi campionati italiani giovanili e ha fatto incetta di decine di medaglie, quindi diciamo che questo sicuramente è un aspetto. Il secondo è rivolto alla scherma, che è uno sport sicuramente attuale perché veniamo fuori dalle Olimpiadi dove ancora una volta si è confermata disciplina regina, e in questo caso l'associazione La Scherma Treviso del maestro, intitolata al maestro Geslau, non ha portato, la più antica della città. È la più antica della città e sicuramente farà anche un'esibizione di scherma antica, quindi ci sarà anche questo parentesi. In più non dimentichiamo che comunque questa manifestazione nasce anche sotto l'egida del CONI, che si è adoperata per far entrare anche altre attività, quindi ci saranno i gazebo con tutta una serie di attività che gestite da queste società. Io sono particolarmente vicino al rugby femminile,
parte del Villorba, perché ne sono consigliere. Le ragazze del rugby Villorba hanno vinto lo scudetto e quindi saranno festeggiate proprio in quel contesto per il loro scudetto vinto la scorsa primavera. Quindi diciamo che anche questa sarà una presenza assieme a altre. Aspettiamo Manuela Levorato, che è una grande campionessa e che proprio ieri è stata nominata vicepresidente nazionale della FIDAL, e quindi anche questo dovrebbe essere una presenza gratificante. Tutto questo va, ripeto, ed è un po' quello che dice anche il dottor Bovio, collocato in un contesto, e mi ricollego anche a quello che diceva il sindaco, che deve essere un po' trattata come una casa dei trevigiani, una casa dello sport trevigiano, ed è questo che forse manca, cioè riuscire a identificare in alcune istituzioni il luogo dove le cose possono accadere, perché uno dei grossi problemi per le associazioni sportive e per le manifestazioni è trovare la location, quindi l'ippodromo è sicuramente adattissimo a questo. E ben venga un taglio, perché poi si fa presto a pensare ai grandi concerti piuttosto che a qualche cosa di clamoroso in un impianto così grande e così importante. Però anche questa, la possibilità di mettere insieme, teniamo conto, adesso butto l'occhio sulla locandina, i pony per i bambini, sembra una cosa scontata perché magari le metti lì e cose, però anche lì è un'occasione per avvicinarsi alla natura, a avere un atteggiamento positivo nei confronti dello sport, e questo è importante. Allora, grazie Prandi di queste parole, perché veramente fanno capire l'importanza di ascoltare, e se il sindaco ha ascoltato bene, ecco, Prandi ha parlato anche di spazi, ecco, di dare l'opportunità, ecco, alle famiglie di avere questi spazi dove ritrovarsi, dove conversare, dove fare attività sportive, dove veramente staccare la spina. Non è così semplice, noi siamo tanto pieni di spazi, sindaco, perciò vorrei capire se c'è la volontà di capire che abbiamo bisogno di respirare. Abbiamo, specialmente i ragazzi, sull'ambiente sono molto sensibili. Ecco, gli spazi ci sono, dobbiamo però cercare di sfruttarli nella maniera giusta e nella maniera che siano accessibili a tutti. Prego, sindaco. Sì, allora, in termini di spazi sicuramente anche noi abbiamo anche qui delle idee innovative nel mettere a disposizione degli spazi adatti ai giovani e alle famiglie. Sicuramente ad Altavilla manca un punto che può essere la piazza, perché ancora una piazza vera e propria non c'è, ed è questo il nostro obiettivo, se vogliamo anche finale, di questa amministrazione. Ovviamente, come diceva prima, la coperta è sempre un po' corta e quindi dobbiamo destreggiarci. Comunque non è l'unico spazio, ritengo, utile. Uno spazio utile può essere anche nella misura in cui riusciamo a collaborare con la parrocchia piuttosto che con le associazioni che in qualche modo hanno degli spazi a disposizione. Anche nell'ambito sportivo gli spazi, che spesso sono comunali, ci sono, e l'unica difficoltà è proprio la manutenzione di questi spazi, perché noi nel nostro ambito abbiamo trovato degli spazi un po' fatiscenti che hanno bisogno di manutenzione, e quindi questo è il nostro impegno futuro, quello di far sì che anche le palestre, le scuole, piuttosto che altri spazi a disposizione siano messi in sicurezza. Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo. È un obiettivo importante, le auguro veramente un buon lavoro, sindaco Zatton. Presidente Bovio, io vorrei anche capire, visto che abbiamo parlato di spazi, di sport, di ippica, di questo animale meraviglioso, se le scuole riusciranno a capire l'importanza di avere questi spazi a 2 passi dalle scuole, visto dove è collocato l'ippodromo di Sant'Artemio, e non sia il caso di coinvolgere di più anche durante la settimana con educazione civica, anche con questa meraviglia che può essere questo animale fantastico che è il cavallo. E forse qualcuno deve ascoltare, perché non possono sempre mettere davanti la burocrazia, visto il momento difficile che stanno passando sia gli insegnanti, ma non solo,
anche i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di respirare, la scuola deve cambiare anche su quella che è l'opportunità e l'offerta che possiamo dare a questi ragazzi, anche entrando in questi spazi, anche con lo sport e anche con l'ippica. Lei mi ricordo che ha detto: io mi sono innamorato a 10 anni. Ecco, e questo amore continua, vuol dire che è da piccolo che tu devi cercare di coltivare le passioni ci sono, però e io dico sempre ai ragazzi, i ragazzi non giocano, dai il gioco, vedrai che loro giocano, però devono scegliere anche. Prego, dottor Bovio, in futuro questa collaborazione con gli istituti scolastici di qualsiasi età. Certo, magari e ben venga. Già adesso, nel recente passato, noi ogni tanto riceviamo da parte di qualche istituto una richiesta di poter entrare, vedere, capire come funziona, anche perché il sistema è abbastanza complesso, cioè c'è tutto un mondo che gira intorno al soggetto principale che è il cavallo, la vita quotidiana, l'allenamento, l'alimentazione, la morfologia, ci sono tanti aspetti, tante figure professionali, il maniscalco, il dentista. Nessuno sa che il cavallo va curato in bocca. Il cavallo come lo guidi? Con il morso dove grava? Sui denti. Se i denti non sono sani, non guidi il cavallo. Sono aspetti così particolari. I bambini queste cose qui le imparano. Infatti ho presente un disegno bellissimo che ho appeso di un bambino che ha riprodotto perfettamente la dentiera del cavallo e ha fatto anche la carietta, gli ho fatto vedere. Sono cose molto belle. Noi siamo a disposizione di tutti. Non dimentichiamo, abbiamo fatto da giugno in poi dei centri estivi che sono stati molto frequentati grazie ad una associazione che si è preso cura di queste attività e ha scelto l'ippodromo come propria sede, quindi veniva sia diciamo, tenuti durante la giornata i bambini negli spazi ombreggiati e più freschi, che quest'estate ha picchiato, mi pare che ce ne siamo accorti tutti, ma non è mai mancato il momento dedicato all'attenzione per il cavallo. Erano quindi diciamo settimanalmente, c'è stato un turnover abbastanza importante. Gli istituti ben venga, noi siamo sempre stati a disposizione, lo saremo, abbiamo anche personale qualificato che può guidare le visite per far vedere come si svolge la vita quotidiana all'interno dell'ippodromo. Allora, Prandi, lo sport in particolare in un momento così delicato, uno sport costoso, tutte le famiglie non riescono a sopperire anche alle necessità che magari hanno questi ragazzi che poi diventano pigri perché si chiudono in casa. Come vede Prandi lo sport nel 2024, queste Olimpiadi, queste Paralimpiadi, questo ragazzo Sinner che abbiamo visto anche, che forse è l'esempio per tanti ragazzi, questa determinazione, questi ostacoli che vengono messi per cercare di fregarlo anche, poveretto, ma che lui riesce proprio con questa limpidezza, trasparenza nello sguardo e nelle azioni che fa e quello che dice, far cadere questi ostacoli, perché lo sport è pieno di ostacoli, non solo nell'ippica. Prego. Allora, vorrei andare un po' controcorrente, perché ho un'esperienza purtroppo lunga, in quanto sono passati tanti anni da quando ho cominciato a scrivere sulla Gazzetta dello Sport, che è per definizione il contenitore dei grandi campioni. Però lavorando con i veterani, avendo un protocollo d'intesa col MIUR, lavorando in iniziative che coinvolgono veramente da vicino i ragazzi, ci siamo resi conto, io per primo, che ci sono due livelli di intesa. Uno è lo sport di vertice, dove i Sinner piuttosto che i grandi campioni sono sulla bocca di tutti sul video ogni giorno e in ogni minuto. E poi c'è lo sport minore, che minore non è, ma che è uno sport sano, è uno sport quello proprio che va alla base e che ha due parole magiche: coinvolgimento e volontariato. Allora, il volontariato è l'unica molla che spinge in questo momento lo sport verso quei campioni che poi vanno a cogliere le medaglie olimpiche, e se non ci fossero i volontari che li coltivano con passione ci sarebbe veramente uno sfacelo. Per quanto riguarda la passione viene contaminando con esempi positivi. Allora noi per esempio andiamo per le scuole, portiamo gli atleti, facciamo parlare con i ragazzi, a novembre premieremo con delle borse di studio al CONI a Roma
perché noi siamo benemerita del CONI, quindi siamo una delle associazioni benemerite italiane, premieremo dei ragazzi che sono studenti vincenti e sportivi vincenti, per cui compareremo i risultati tecnici con i risultati di scuola. Ecco, allora questi ragazzi che vengono a Roma e che si vedono su un palco vicino al presidente del CONI a ricevere pure un assegno marginale, monassegno, sono venuti da tutta Italia l'anno scorso perché si sentono coinvolti, così come quando noi facciamo dei campionati sotto l'egida dell'UNPS cerchiamo di coinvolgere. Tanto per dirtene una, quest'anno abbiamo voluto inserire di nuovo nei nostri calendari in tutta Italia i campionati studenteschi, che sono un retaggio del passato, dove i ragazzi si sfidavano nelle scuole medie, c'erano battaglie accesissime, calcio, rugby, basket e così via. Ecco, noi dobbiamo pescare lì, facendo leva proprio sull'entusiasmo, perché i ragazzi, sì è vero, hanno introspezione, hanno questi telefonini, diventano chiusi in se stessi, ma se li tiri fuori danno il meglio, così come danno il meglio i loro genitori. 80 volontari che muovono una società di rugby che ha 500 persone, tanto per citare un esempio concreto, vuol dire che è quasi un quinto delle persone che lavorano gratis per questi ragazzi, ma le mamme e i papà vengono e sanno che possono lasciarceli, che possono essere accuditi, che possono essere educati, perché il problema di fondo è anche l'educazione. Ne parlavo, vi rubo un secondo solo, l'altro giorno con la Canottieri Sile, che è un'altra istituzione importantissima, che dice sì, noi abbiamo il problema delle bande qui in centro, però io ho provato a parlare, mi diceva l'istruttore, e portare questi ragazzi in barca, intanto stanno zitti, poi stanno tranquilli perché non possono muoversi, perché sennò cadono in acqua, e soprattutto insegniamo loro che bisogna vogare dalla stessa parte. Ecco, è un po' questa la sintesi, potrebbe essere questa proprio la sintesi. La proposta deve essere proposta in maniera positiva. E lei l'ha detto molto bene, Brandi, soprattutto di far capire che questi ragazzi possono essere inseriti in un percorso educativo, certo, che fa bene a tutta la società. Certo. È qua che non mi tornano i conti. E lei è anche un giornalista, perché noi leggiamo e vediamo sempre questi esempi negativi di ragazzi che poi sono pochissimi rispetto ai buoni esempi che abbiamo di ragazzi che ce la mettono tutta, però che sono riusciti a tenere in scacco i sindaci, le forze dell'ordine, i cittadini che hanno paura di uscire perché hanno molta visibilità. Non le sembra che bisognerebbe dare meno visibilità? Lei sorride e mi viene a piangere, perché no, io so che gli esempi buoni sono molto di più di quelli cattivi, anche nello sport. Allora, appunto, proprio in termini di esempi, nei nostri vari ruoli dobbiamo anche cercare di orientare in qualche modo le cose. Allora, la stampa, e io mi assimilo a loro, ai colleghi, amici, sono tutti amici, i giornali hanno passato e stanno passando una crisi enorme. E il problema di fondo è anche la proposta. Allora, non è proprio vero che la gente vuole sempre sentire le cose che vanno male. Io vagheggio, ormai non sono mai più direttore di qualche cosa, ma se dovessi mai essere stato direttore e avessi potuto farlo, avrei fatto un giornale buono, non un giornale cattivo. Allora, collegandomi a quello che lei sta dicendo, tu stai dicendo, gli esempi sono quelli che vanno evidenziati. Io credo nel giornalismo umano, nel giornalismo di introspezione, nella capacità di proporre dei modelli che sono anche forse oscuri, ma poi ci illuminiamo quando vediamo i paratleti che corrono con una protesi d'acciaio. Diciamo che per loro è spontaneo essere così come sono, perché si sono conquistati il loro spazio a furia di fatica, proprio senza barriere. E io dico, noi dobbiamo, genitori, giornalisti, uomini di azienda, di impresa, orientare le cose al bello, non al brutto. Il brutto c'è già, noi dobbiamo cercare di portare fuori il bello. Il bello è anche darsi e proporsi in maniera semplice, perché il mondo si sta complicando, sembra che tutto sia complicato, sempre non ci sono i fondi, non c'è lo spazio, quando porto un comunicato a un giornale ma non abbiamo lo spazio, poi ci sono le paginate su Sinner, per l'amor del cielo, Sinner è un gran campione, è un gran modello, ma di Sinner ce n'è uno, guardate quanti Sinner ci sono nei campi di tennis di tutta Italia, ce ne sono tanti di bambini che vorrebbero arrivare là. Aiutiamoli. Però è un buon esempio. No, per l'amor del cielo, è un ottimo esempio. Almeno quando
parla è un buon Ma per l'amor esempio. del cielo, Anche ieri questo dedica alla zia fa capire tasse a parte. Ma gli esempi non è che siano diversi, se dovrebbero i politici dare questi esempi, perché è logico che poi io copio quello che posso copiare, ecco, e non solo degli esempi veramente positivi. Allora, Sindaco, cosa dice? Ecco, lo sport per lei cos'è? Ecco, Prando Prandi, questo giornalista, questo presidente che fa capire l'importanza di cosa vuol dire veterani dello sport, continuare in questa attività molto importante. Lei deve soprattutto farsi carico di quello che ha ascoltato e portarlo nel suo territorio, perché sono messaggi importanti che lei ha sentito questa mattina, che si possono realizzare, però bisogna fare squadra, Sindaco. Se non si fa squadra non si va da nessuna parte. Prego, Sindaco. Esattamente, ha detto bene adesso, e mi piace quello che ha detto Prando Prandi dicendo che dobbiamo tirare fuori il bello, no? Dostoevskij diceva: la bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza? La bellezza è quella di condividere, di tirare fuori il meglio anche da questi ragazzi giovani, e per quanto riguarda lo sport io direi che è quello che in qualche modo può salvare anche le generazioni future, perché io sono assolutamente a favore dello sport, tant'è vero che qui ad Altamvilla abbiamo tante strutture, anche nuovi centri sportivi con nuove attività, e assolutamente condivido il fatto che è una sinergia tra forze che possono essere legate allo sport, all'amministrazione, alle famiglie, che in qualche modo tra loro possono unirsi e creare qualcosa di nuovo per il futuro. Perché allora, molto importante quello che ha detto, purtroppo devo correre perché sapete il tempo è tiranno, anche se lungo è sempre corto. Con questa trasmissione andiamo a vedere invece il video che ha portato il dottor Bovio proprio per far capire l'importanza dell'ippodromo di Treviso. Andiamo a vedere. Certo, siamo incantati, guardate, io lo conosco, però vederlo così in questo video preso dall'alto, la tecnologia fa veramente miracoli, ma è quello che abbiamo, però è la realtà. Dottor Bovio, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura, vediamo ancora la locandina, prego. Io vi saluto dicendo che aspetto il maggior numero possibile di persone all'ippodromo, a partire da domani, ma domani è una apertura stagionale, un mercoledì non posso pretendere, ma domenica 15 il grande evento del Gran Premio e di Sport Senza Barriere, poi le 2 domeniche successive, quindi il 22 e il 29, ci saranno le corse ippiche, ci saranno sorprese. Prego tutti di non considerare mai l'ippodromo una casa da gioco, perché non lo è più, da tanti anni non lo è più.
ci vogliamo scrollare questa polvere, questa immagine ormai desueta, è un parco all'aperto con spettacoli, con questi animali bellissimi e la possibilità di stare in compagnia e diciamo passare dei bei momenti di svago. Brando Prandi come ci saluta? Ma con una speranza che questa non sia un fuoco, ma sia qualche cosa che alimenta un movimento che è quello di stare insieme in un contesto. Io ho detto, guardando il filmato, che è una piccola Versailles, ed è così. Noi dobbiamo essere molto molto lieti di avere a pochi passi dal centro un contesto di questo genere. Ecco, oltretutto devo dar merito anche al dottor Bovio, perché il dottor Bovio è un imprenditore, nel senso che deve comunque tenere in piedi una struttura così, però aprire al pubblico, aprire il privato al pubblico è una cosa intelligente. Anche perché è tutto gratuito, una giornata completamente gratuita, si possono provare tante discipline, vedere questa meraviglia che è il trotto, i cavalli, perciò ce n'è di tutto e di più, venite a vedere perché veramente merita. Sindaco, come ci saluta? Intanto la invitiamo, ecco, arriverà l'invito. Sindaco, se è libera ci farebbe piacere averla ospite, penso. Magari. Come ci saluta velocissima, Sindaco, che sono in chiusura? Grazie a tutti, grazie per averci ascoltato, grazie per avermi invitato e voglio augurare a tutti un buon inizio, visto che l'ippodromo, da quello che ho capito, parte, e anche a noi auguro di continuare su questa strada con tutto quello che ci stiamo impegnando per far sì che la popolazione abbia un supporto valido anche dalle amministrazioni. Grazie anche al sindaco Rossella Zatton, sindaco di Altavilla Vicentina, primo mandato Fratelli d'Italia. Grazie ai miei ospiti, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Cimette e pecorino. Esiste anche il pecorino di fossa, prodotto con latte di pecora, stagionato per 90 giorni in fosse di tufo, racchiusi in sacchi di tela naturale. Durante questi giorni il pecorino subisce una rifermentazione. Il formaggio di fossa è un formaggio grasso, dal sapore singolare, dal dolce al piccante e un odore ricco di aromi di legno, tartufo e muschio. Ingredienti per 4 persone. 800 g di broccoli verdi, 100 g di pecorino fresco, una cipolla, un ciuffo di prezzemolo, 4 acciughe sotto sale, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Mondate i broccoli, eliminate le parti più dure e riduceteli a cimette. Affettate sottilmente il pecorino. Tritate finemente la cipolla con il prezzemolo e le acciughe, precedentemente dissalate. Ungete di olio una padella. Distribuite sul fondo una cucchiaiata di trito e qualche fettina di pecorino. Quindi disponetevi i broccoli. Completando con uno strato di formaggio e un poco di trito, sale, pepe e un filo di olio.
Mettete su fuoco dolcissimo con coperchio e lasciate cuocere per 10 minuti. Quindi bagnate con il vino. Lasciate evaporare e portate a cottura. Occorreranno circa 30 minuti. Poi servite e buon appetito!